Eh sì, facciamoci due risate, perché qua c'è da riderci su, non giù, uno ci ride su. Che martedì pazzesco, mamma. Buonasera a tutti. Andiamo a cominciare, come si suol dire. Via. Vi guardo nell'anima. Guardiamoci nell'anima. Amici bellini, come andiamo? Quante cose. Faccio un giretto di messaggi, di saluti generali. Saluto prima Nipponica 81, che poi è pure sfizioso perché proprio la mia scelta di marketing qua, questa è una ragazza nipponica, probabilmente dell'81, che ne so, che indossa la maglietta del fluido.net. Come andiamo? Allora, facciamo un giretto di saluti tornando indietro nel tempo. Io ho visto l'ottima Polly che contava i like preventivi, siete bellissimi. Trovo le live interessanti, rilassanti. Grazie Salvatore, grazie mille. C'è Max Allegri, c'è Enzo Carbone, c'è Giacomo, c'è, fatemi vedere che stavano parlando tra di loro, c'è Emilio, Davide. Lo so, Polly, ottima Polly, Filippo, Giulio Bizona, Infinity, Luca Battista, Giacomo Roseto, Vittorio Penza, Andrea Iovane, I am Rui Mario, Stefano Bonocore, Levitan, Artemius Blow. Vai, suonatela, amico mio, suonatela che è meglio. Luca Leardi, Chris Nard, fa piacere vedervi tutti ragazzi. Pablox, salutiamo gli amici di Fan Rating ovviamente perché siamo in live condivisa. Giovanni, Giacomo, Alex, Stream Element is running, Stefano, eccetera. Preferirei di evitarle le bestemmie, però non posso dirti molto, amico mio, in questo caso, perché ci troviamo di fronte a una situazione che ha del grottesco, ecco, ha del grottesco. Poi ricordo a tutti, dato che ho avuto delle segnalazioni in merito di cose strane che stanno succedendo su YouTube, quindi se vi capita... Chi è? Ah, è stato tutto spostato, non vedi il nome? Come già fa? Devo aggiustare questa cosa, vabbè, grazie. Se sei nuovo potrebbe essere un rinnovo. Se invece sei nuovo fammi sapere che poi ti aggiungiamo al gruppo degli abbonati bellini, veramente bellini, su Telegram. Ah no, era Chris. Va, Chris, ma alla grandissima. Maronna, mi rumori incredibili, assolutamente. Allora, ricapitoliamo un attimo. Sì, il fatto che vi stavo dicendo, che volevo dirlo all'inizio live, così magari uno che se la vede dopo, mio eroe, può lasciare un commento. Fate un controllo, perché alcuni di voi che sono iscritti nel canale Telegram che trovate in descrizione, magari ricevono comunque le notifiche, magari vanno manualmente su YouTube a cercare se ho fatto un nuovo video, eccetera. No, e devo ringraziare Vittorio Penza, maronna mia, non si vede, non si legge. Devo aggiustare sta cosa. Come si fa? Come posso fare? Hai capito qual è il problema? Vedi? E questo è il problema, perché no, se poi lo sposto... Vabbè, devo aggiustare successivamente. Grazie, ma comunque mi uscite anche qua e quindi lo riesco a recuperare, secondo me, Serie A circo. Proprio vero. Insomma, controllate che siate iscritti, perché molti iscritti al canale si sono ritrovati non iscritti. Anche iscritti attivi che commentano in continuazione, non succede solo a me, succede a tantissimi youtubers che praticamente si ritrovano gli iscritti in meno, si ritrovano like in meno, visualizzazioni in meno, e noi che siamo canali piccolini ce ne accorgiamo. Caro YouTube, attenzione, facciamo attenzione, magari non lo fate apposta, ma facciamo attenzione, c'è un po' di lag.
funziona tutto. Fammi vedere, fammi recuperare, perché secondo me dovrebbe uscire poi la donazione. Vedi, fate un controllo. Esatto, Rita, esattamente, e è uscito. Non mi compariva però come cosa. Grazie Davide per il super stick. Vedi, nemmeno questo mi compariva bene, non mi compariva bene nemmeno su un po' a scatti. Lo so, sai perché sto, come al solito, sto esagerando, tengo un po' di cose aperte, e prima di risolvere questa cosa un po' a scatti vi faccio vedere una cosa che avevo preparato proprio per ridere, perché se facciamo un Ambrabam ci ritroviamo con questa situazione qua. Mamma mia, fa caldo, fa caldo. Questi sono i giocatori che possono giocare domani, perché le ultime notizie, facciamo un attimo di cronaca per chi magari non avesse seguito, perché ci sono tantissimi aggiornamenti minuto dopo minuto. Le ultime notizie riportano di un consiglio straordinario che hanno fatto in Lega, e pare sia uscito il fatto che loro non hanno intenzione di rinviare con una decisione propria le partite che saranno bloccate e impedite dai movimenti dell'ASL, e riguardano Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. Queste ASL, una del Bologna, una magari del Torino che non ha fatto fare la partenza della trasferta, la Salernitana che stanno inguaiate, l'Udinese per la Fiorentina, hanno detto questi non si possono muovere, devono rimanere bloccati. Di fronte a questa cosa qua, la Lega non farà un rinvio, che sarebbe stata una scelta di buonsenso, logica, anche perché poi giochiamo tra 3 giorni, aumenteranno, signori, aumenteranno. No. Di conseguenza vedremo, capito, che l'Inter per esempio arriva allo stadio Al Dallara e aspetta, e il Bologna non si presenta, e dobbiamo fare la farsa ogni volta di quelli là che aspettano 45 minuti, non si presentano, eccetera eccetera. Diversa è la questione del Napoli, dove due ASL, come al solito, no? Il fatto delle due ASL che si vuole, l'ASL 1 ha detto stati accorto a mamma. Questa è stata la cosa che ha detto l'ASL 1. Ha detto ci siamo resi conto, tenete un focolaio accertato, fate una cosa, vedetevela voi, non si prendono responsabilità questa volta l'ASL di bloccarci, e dicono statevi attenti, fate le cose che dovete fare, praticamente mettete la mascherina, cioè rispettate le cose. Chi tiene i 3 tamponi è un conto, i 3 vaccini è un conto, chi ce ne ha 2 ne è un altro. Statevi attenti, fate le cose così, non vi baciate con il bacetto perché potete infettare, perché queste sono le nuove disposizioni. E questa è la SLU. Mentre eravamo in volo, l'altra ASL ha detto però fermi tutti, Rachmani, Zielinski e Lobot, che invece sono stati forse a contatto, eccetera eccetera, di conseguenza loro non possono giocare, non potrebbero uscire, sono già usciti, che facciamo? Li lasciamo appesi all'aereo? Di conseguenza, allo stato attuale delle cose, questi sono i giocatori che il Napoli ha a disposizione per giocare la partita. Bevo perché dobbiamo capirci bene quando vi dico questa cosa, perché il Napoli ovviamente, per portarsi delle riserve eccetera eccetera, ha attinto alla primavera. Fatemi controllare che sapere tutto cosa, perché sennò parlo a bambera. Esatto, Maronna, non mi escono le cose. Aspetta Fabio, fermati con le donazioni di PayPal. Lo so, ma io lo devo fare il papiello. lo so, ma io lo devo fare il papiello. Esatto, il regolamento UEFA che prevede, se una squadra 13 giocatori compreso il portiere, prevede che se una squadra non dispone di 13 professionisti compreso il portiere non dovrebbe giocare, ma noi ce li abbiamo, perché noi ci siamo portati gli amici questi qua, Spedalieri che è un difensore centrale, ci dice Transfer Market, Costanzo che si può anche alternare sulle fasce, altro difensore centrale, e quindi per esempio se uno Zanoli non ce la fa più si sposta Di Lorenzo di là e gioca Spedalieri qua. Questa è la situazione che succederà, ma gli 11 titolari sarebbero questi, dove
Ovviamente Elmas è tornato a mo' di notte negativo l'ultimo minuto che non si è allenato. Insigne la situazione che sapete. Mertens, Petagna anche lui si è allenato pochissimo perché comunque doveva stare in attesa. Gulam che non tiene minuti nelle gambe, raccomando non può giocare, Juan Jesus eccetera eccetera, e i due portieri. Quindi questa è la situazione che il Napoli affronterà domani con la Juventus se non succedono altri cataclismi. Si va in campo con questi qua, non abbiamo Vergara è l'unico centrocampista a disposizione, quindi non abbiamo cambi a tutti gli effetti. Ci sono due rischi: uno, si infortunano perché devono giocarla tutti, i giocatori che non sono in forma si infortunano e quindi li perdi anche per la Sampdoria. Altri rischi è che molti altri positivi usciranno. Un altro rischio è che praticamente prendi un'imbarcata e quindi ma i diritti TV, ma noi dobbiamo far vedere la partita. E che partita fai vedere domani? Juventus-Napoli con Vergara. Che partita ti stai vendendo? Quindi questa è la situazione attuale, allo stato attuale, perché potrebbe sempre cambiare. Dopo l'intervento di ASL 1, ASL 2, l'ASL di Torino che non si è espressa così, però l'ASL di Torino si è espressa per il Torino. Cioè il Torino non può giocare, li bloccano, però il Napoli venite, accomodatevi. Rendiamoci un attimo conto, rendiamoci conto di questa cosa qua. Chiudo questa situazione sperando così di risolvere il video che va a scatti. Vediamo se ci riusciamo. Ambrabam, ritorniamo. Speriamo di recuperare un pochino di CPU, perché è quella che mi serve adesso. CPU abbassati, un poco meglio. Fatemi sapere se è un poco meglio. E di conseguenza ci troviamo di fronte a questa situazione qua. È chiaro? Esatto, perché poi saremo noi gli untori, come vi siete permessi, non dovevate farli partire, non dovevate partire. Allora, leggiamo un pochino tutti i vostri messaggi a questo punto. Probabilmente si gioca con le mascherine. Ecco, questa era la battuta che mi è venuta spontanea a fare quando è uscito il caso di Meret. Perché praticamente se andate a leggere poi il comunicato dell'AS dice proprio questo. Allora il caso Meret, che è risultato positivo perché è stato poi a contatto con i positivi, se c'hai tre vaccini può uscire, deve stare attento, però devi mettere la mascherina, non stare a contatto 15 minuti vicino a una persona, non te li puoi. E che facciamo? Lo mettiamo in panchina con la mascherina? E se entrasse, non entra Meret, ma perché non è stato proprio convocato. Meret può giocare con la mascherina? Mettiamo Zielinski con la mascherina? Non si può fare, perché ti ricordi che quando entrano i giocatori il terzo uomo controlla, tiene gli orecchini, tiene cose, non si possono mettere queste cose. Allora, dai, passiamo ai vostri messaggi, vi voglio far divertire, vi voglio far parlare perché è una roba veramente, veramente grottesca. Se non sbaglio il Napoli Primavera li ha già battuti quest'anno, ma chi? La Juventus Primavera? Non Quadrado e Chiesa? Non lo so, non li seguo molto, non ho proprio idea. Mi è arrivata una lettera per giocare domani una mezz'ora, accetto. Zara, e come te la cavi? Perché potresti tornare utile, però non sei tra i convocati, non so se devono fare uno strappo alla regola. Ma in tutto ciò, Aurelio, è una bella domanda. Tra l'altro arrivavano notizie di contratti firmati per Tuanzebe, contratti firmati, però io non mi fido di queste notizie qua, perché anche della questione Insigne di ieri si diceva la firma, ma io non ho visto nessuna firma, non abbiamo visto nessuna firma a tutti gli effetti. Di conseguenza può essere pure che Aurelio in questo momento sta firmando i contratti ed è impegnato in altre cose. I pagliacci. Ma così dovrebbe essere. Così dovrebbe essere. Di Lorenzo e Mertens cominciano a starnutire e poi si abbracciano gli giovedì di gioco. Mertens non era seduto vicino a Zielinski. Come puoi bloccare Zielinski che ha viaggiato in aereo e fai giocare gli altri? Io questo voglio capire. Perché Zielinski no e Mertens va bene? Com'è possibile? Che significa logicamente, a livello proprio logico? Non c'è una logica. Non giocano al 100%, almeno queste sono le cose che riguardo il nuovo dispositivo della ASL dovrebbero giocare con la mascherina oppure non possono giocare proprio. Aspettiamo,
Aspettiamo le cose così. 180 i pollici. Siamo però 280 in live. Il che significa che 100 like erano preventivi. Ce ne devono essere altri 170. Poi può essere che qualcuno dei like preventivi sta qua, come è giusto che sia. Dobbiamo arrivare a 250. Dai. Questa è una possibilità. Questa è una possibilità, Aris, che se fai così a volo, così è pronto, tweet e lo lancia. Vedi, Max Allegri ha trovato la logica. Mertens inizia con la M e Zielinski con la Z. Di conseguenza sono due casi completamente diversi. O giochiamo con il distanziamento, non ce li possiamo marcare. Ci sono i giovani convocati e qui da che sti viene informazione? Amico mio, te l'ho detto da poco, nessuno può giocare in formazione assolutamente. Noi dobbiamo probabilmente rischiare Zanoli direttamente titolare insieme a Gulam. Gli altri disponibili sono Costanzo, che è il capitano della primavera, quindi potrebbe avere più personalità degli altri. Comunque abbiamo intravisto cose interessanti. Spedaliere mai visto e mai sentito, quindi non lo posso giudicare, che è un altro difensore. E poi c'è Vergara, che non era male, che abbiamo intravisto con il Benevento in quella partita tremenda del Napoli con il Benevento. Non era male, ma sicuramente non può giocare contro il centrocampo della Juventus, assolutamente no. Nessuno. Il problema è che dopo 70 minuti tu dovresti fare i cambi, perché la Juventus farà 5 cambi dopo 70 minuti e tu non puoi fare niente. Ci rendiamo conto che non è una partita normale, non può essere una partita normale mai. Io so chi ha fatto la terza dote può non fare la quarantena, ma la mascherina bisogna metterla comunque. Esatto, Angela, e credo che sia questo poi quello che sta succedendo poi nella situazione delle due ASL. Attenzione, Internos, vedi, leggo a metà, mannaccia, ma lo recupero perché mi devono uscire anche sotto. Eccolo qua. Recuperato, ormai è una pagliacciata continua. Comunque tutto a posto, io mi sono organizzato con la mascherina pure per guardare la live, ma è esattamente così. Mi ero dimenticato, dovevo partire l'idea di Fabio Versatile, dovevo partire la live con la mascherina. Non fa niente, alla prossima. Domani potrebbe essere anche che andiamo live direttamente, non lo so. Tenete presente che io devo andare a lavorare domani sera come stasera, di conseguenza potremmo anche fare un mordi e fuggi tutto live. Iscrivetevi al canale, insomma, sappiate che potrebbe capitare, non lo so, è una roba incredibile. Perderla a tavolino sarebbe meno umiliante, Lino, capisco il tuo punto di vista. Ora però dovremmo anche chiederci, queste partite che vi ho detto prima, il Bologna con l'Inter, la Salernitana, così si perdono a tavolino, ma poi che succede? Succede il ricorso, perché l'Udinese per esempio ha chiesto il rinvio già di 2 partite, e tra l'altro ha zombato pure che la Salernitana già, ha chiesto il rinvio di 2 partite perché se l'hanno bloccati per 5 giorni, la prossima ed è già sabato, è già la prossima il 9. Vi rendete conto? È una cosa incredibile. Olimari, hai ragione, è assurdo che l'ASL Torino blocchi il Torino e faccia giocare il Napoli a Torino, e poi dove fanno la quarantena i 3 incriminati? Li devono prelevare dall'albergo con gli scafandri. Sono usciti dall'aeroplano insieme agli altri. Io ho detto questa cosa, se Zielinski si bacia col bacetto con Demme, come si fa? È tutto ridicolo e grottesco. Se fossi Spalletti metterei direttamente la primavera, Spalletti che tra l'altro non c'è, quindi se tu fossi Dominichini metteresti la primavera, ma la primavera non è che viaggia tutta con la squadra. Il Napoli ha fatto delle scelte, ha convocato dei giocatori per apparare almeno i vari reparti, no? Abbiamo delle defezioni dei reparti specifici, siamo portati 2 difensori, un centrocampista e in attacco abbiamo detto vabbè si fa,
Perché? Perché abbiamo fatto questo concetto qua? Non è che non ci siamo portati un attaccante della primavera. Perché tu dici, c'hai Zielinski, c'hai Insigne, c'hai Politano, c'hai Petagna e Mertens, ce ne hai 5 che ti puoi giocare in attacco. Lo stesso Elmas può essere messo sotto punto, quindi non lo fai. Però allo stato attuale di adesso, tutti i 4 attaccanti devono giocare tutti, cioè il dubbio Mertens, Petagna, chi parte prima, chi parte dopo, devono essere tutti e due in campo allo stato attuale delle cose. E il dubbio Insigne starà distratto, magari uno lo risparmia, magari lo fa entrare dopo, magari non è la partita per lui. Insigne deve giocare titolare e deve stare subito anche in forma. Ah, cosa, mamma mia. La primavera, tra l'altro, è quasi tutta positiva. Ah, anche, ecco, esatto, Colisacco che era previsto tra i convocati, doveva essere convocato, il risultato positivo. È proprio vero anche questo. Allora, spero leggi i miei messaggi, è una vergogna, sono sicuro che domani almeno altri 2 risultino positivi. Chi mettiamo poi? Marfella a centrocampo, i Juventini sono odiosi, Simone Avsi. No, vabbè, io poi leggo a raffica, non riesco a bloccare niente. Veramente lasciamoli perdere perché non c'è la volontà di informarsi, non c'è la volontà di essere obiettivi e di dire le cose come stanno. Ognuno si guarda al proprio orticello. Vogliamo giocare, vogliamo infettarci tutti quanti, giochiamo. Vogliamo perdere a tavolino, perdiamo, tanto avremmo perso lo stesso. Non c'è veramente. Io avevo tanta forza e tanta energia l'anno scorso quando era una situazione diversa e decisi di chiamarmi un giudice, di chiamare uno che ne capisse di giurisprudenza, proprio esperto della cosa, e vi ho spiegato tutto com'era, perché il Napoli aveva diritto a non andare e a non perdere a tavoli. Io mi sono ampiamente scocciato. E volete fare le battute dell'ASL e fate le battute dell'ASL. Attenzione a Parziale, che se non sbaglio è Frank Parziale. Attenzione a Parziale. Uscirà adesso mi uscirà, lo sapevo. Che Dio ci benedica. Domani 1-2 Mertens, Insigne, forza Napoli. Com'è forte Frank. Com'è forte Frank, che non, a parte che è generosissimo e non so come ringraziarlo veramente. Non ti smonta niente, altro che annunciarci. A te veramente non ti uccide niente e nessuno. Questo è proprio vero proprio tifo sfegatato. Perché chi sta all'estero poi è ancora di più. Grazie Frank. Lo vediamo parzialmente. È proprio vero. Buonasera Daniele. Tu poi c'hai un cognome che è sulla bocca di tutti in questo momento. Ovviamente. Così facendo ne avremo per mesi. Campionato passato, calcio che mi fa sempre più schifo. Vedi poi qual è il risultato? È questo. E che i tifosi si sono scocciati, io non riesco più a combattere, a mettermi a litigare con la gente e mi sono scocciato. Voi capito, state pure che se ne fotte, e chi se ne va, e chi là non voglio giocare, chi là veramente diventa triste. Io comunque da Milano a Torino ci metto un paio d'ore, mi porto la maglietta e 5-7 minuti al posto di Rachmani posso farli. Pino Stracandido anche lui si propone per giocare questa partita importante. Per me dovrebbero fermare il campionato per un po', altrimenti ogni giornata sarà un casino, sconfitte a tavolino, ricorsi. Giovanni, ma poi andava fatto un ragionamento di buonsenso e di logica. C'è stata la pausa vacanze, tutti i giocatori hanno viaggiato. Viaggiando sei più propenso a prenderlo, poi lo puoi prendere dappertutto, a Salumiere sotto casa, ma sei più propenso perché fai più spostamenti, incontri più gente. Bastava fermarsi un attimo, capire, vedendo l'andazzo, perché l'andazzo faceva così, fa così, tu si stanno inventando tutti, ti fermi un attimo, risolvi, li fai negativizzare tutti quanti e ricominci con più calma. E ce ne avevamo giusto 1-2 per ogni squadra, invece siamo arrivati a 7, 8, 9. Veramente incredibile.
Tifo Juventus e te come Daniele, mi ricordo di te, vorrei che si parlasse di campo e della partita, non capisco come si possa far partire dei giocatori che sarebbero dovuti essere stati in quarantena. Te l'ho spiegato perché l'ASL ha detto prima una cosa, ha detto fate tranquilli, andate, e quell'altra ASL ha detto un'altra cosa, no, questi devono rimanere, allora purtroppo l'aereo ha da partire, altrimenti facevamo come l'anno scorso, che il Napoli stava in attesa, perché questo era un punto focale di quelli che volevano dire siete pagliacci, avevate paura. Se il Napoli aspetta il responso di tutte e due le ASL, siete pagliacci, avevate paura, non volevate giocare. E gli avvocati dicono vedi, se tu volevi giocare partivi. Siamo partiti, è successa questa cosa qua, mo cosa fa? Che si fa? È successo, siamo partiti in tempo con gli amici del Caffè Napoli, stavamo controllando gli aerei, stavamo vedendo a che altitudine stava l'aereo per Torino, siamo partiti, è successo questa cosa. Ma quelli che stanno dentro e si seduti vicino all'Obotka, che sa fa? Non sono stati anche loro in contatto con uno che doveva fare la quarantena? Non è logico. Non è logico, e vi prego smettetela, perché Daniele è uno dei nostri che segue sempre eccetera eccetera, smettetela di citarmi altri nomi di youtuber eccetera eccetera, perché ne ho visti vari e ho visto piccole cose, tweet, qualche storia di cose così. Vi prego di non citarmi, perché io non faccio partire dissing e non voglio fare nessun tipo di confronto a distanza così. Se hanno qualcosa da dire al riguardo stiamo qua, o commentano dopo la live e esprimono la loro opinione. Se invece la vogliono esprimere solamente a casa loro, sono liberissimi, io a casa loro a litigare non ci vado, quindi non mi fate questa cosa qua, non vi seguo. Non vi seguo assolutamente. Allora, perderò la partita per il volo delle 20:45 e mi auguro di premere una grande partita anziché evitarmi un'intossicata. Perderò? No. Penso che tu stai andando a farti la trasferta praticamente. Aspetta, tu ti perdi la partita perché c'hai un volo alle... Devo ringraziare Bizzone, perché magari riscrivimela questa qua che me la sono persa un pochino per strada, e io nel frattempo ringrazio Giulio Bizzona. Adesso esce perché questa cosa qua la devo sistemare. Maledizione, eccolo qua. Il calcio è un gioco, non dimentichiamolo, troppi soldi, troppi interessi, con migliaia di contagiati si fanno sti tarantelle. Giulio, ti ringrazio, io prendo anche la palla al balzo col tuo messaggio. Lo stadio lo stadio aperto, trasferta pubblica per tutti quanti. C'è gente, io sono stato in TV con Silver Mere, c'era un telespettatore, Giuseppe Amato, ma perché sei tutto spostato che non sapere buono? Vabbè, benvenuto Giuseppe. Tu fai andare allo stadio la gente e si mischiano ancora di più tra di loro. Primo chiudi gli stadi, poi eviti che i giocatori si infettano. È veramente una roba incredibile. De Felice, fammi vedere Di Lorenzo che giocherà dappertutto. Allora, vediamo un pochino. Sarebbe la fine del mondo, Infinity. Sarebbe la fine del mondo. Sarebbe una favola tipo il Leicester vincere in queste condizioni. Tra l'altro, altra cosa che mi diverte sottolinearvi, nel frattempo che mi recupero questa cosa, eccola qua. Saluti da Carinola. Grande Valerio, forza Napoli. Penso di averlo beccato l'accento. Ricordo Carinola, ci ho suonato. Un bacio Giuseppe e grazie mille. E questa pure è una bellissima considerazione, perché sempre con loro. Poi mi dispiace poi pensare, ma se succedeva un'altra che facevano, la bloccavano, invece loro mo hanno aiutato, eccetera eccetera. Ma quello che volevo sottolineare, ma scusate, mi sono dimenticato. Ma la recupera sicuramente, mi esce di nuovo. Il presidente non ha detto ancora nulla e aspettiamo sicuramente. Era qualcosa che mi veniva da
dalla cosa di Giulio, se non mi sbaglio. Il calcio è un gioco, togli i soldi, gli interessi. Sì, no, non mi viene, non fa niente, mi verrà. Grazie, amico mio, state lasciando, siamo 3,50. Salire con i like, salite con i like, dovremmo stare a 320. Già commentato prima, per me è una vergogna, fanno tutto per i soldi, che spettacolo offrono, esattamente. Quelli che vanno, esatto, stavo dicendo infatti, ecco, mi è tornato e però mi devo ricordare, aspetta, aereo, faccio l'aeroplano, ecco qua, me lo ricorderò sicuramente, perché nel frattempo devo ringraziare Francesco Fucci, senza dubbio. Credo sia tutto un complotto per non far riposare Di Lorenzo. A proposito, parrebbe che manca la penna per far firmare Tuanzebe. Io ce l'ho, io ce l'ho. Ce l'ho la penna per far firmare. Ringrazio Francesco e non vedo l'ora di leggere il tuo libro. L'ho detta così. In TV stavo con Silver Mele a Canale 8. Questo telespettatore ha detto: io ho il biglietto, sto partendo. Devo partire per la trasferta. È capace che io vado in trasferta e non posso vedermi la partita. Tu me lo devi far sapere prima, perché trasferta, soldi che se ne vanno. Ho comprato i soldi del biglietto e rimborsi e vediamo un pochino. Magari ti danno il buono e lo recuperi per un'altra trasferta. Tu magari uno te ne potevi vedere e resti fregato. Non lo so come funziona. I soldi del biglietto ti organizzi, stai rischiando di prenderti il Covid, perché viaggiare significa tu arrivi là, è capace che o non vedi la partita perché si rendono conto e la fanno zompare, o ti vedi una partita con Vergara, con Costanzo e Spedaliere, perché hanno deciso. Ma per favore, Virgilio Bandiera, vedi che io mi ricordo un pochino, no, come faccio a non ricordarlo? Attenzione, il merch, no, mantieni la tazza sempre in modo strano, chissà perché, ma perché devo far vedere, o devo far vedere che quell'altra che si vedeva la cosa, allora la dovevo far vedere in modo tale che si vedeva, ma questa qua la posso mettere in tutti i modi, così, pure così è bellina. Mettiti a fuoco, guarda che meraviglia, guarda la camera che si mette a fuoco, mettiti a fuoco, E poi c'è un po' di TVB, perché ovviamente c'è la trasparenza. Dove sta? I like 2,50? No, saliamo ragazzi, saliamo un attimo, perché qua saliamo, che nel frattempo io ringrazio Virgilio Bandiera. Domani con mascherina, tazza Caffè Napoli, t-shirt Messico 86. Cosa posso fare altro? Saluti dalla Germania. Grazie amico mio, guarda, tu ce l'hai pure quanto è bello, ce l'ha pure come immagine proprio di Avatar. Tu c'hai la maglietta, quella là lussuriosa, luxury, come si dice? Di lusso. Sei un grande, grazie mille Virgilio per il supporto e l'amicizia. Allora, andiamo a vedere. Angioletta, oggi ho letto che ADL si è rivolto all'AS, ma non l'hanno pensato proprio. Dove l'hai letto? Chi l'ha detto? Quali cimici tenevano nel telefono di ADL? Come facciamo a sapere? Che significa? Capito? Perché poi siamo alle solite. Attenzione. Tuanzebe ha filmato stasera durante sto casino. Così anche ho letto, ma aspettiamo conferme, ragazzi. Sono juventino e per ora sono in quarantena e mi voglio passare la serata qui in live con te. Benvenuto Giovanni, alla grande. Mi dispiace che sia anche tu bloccato. Ci stiamo passando tutti, uno alla volta, per carità. Spero sempre, insomma, che se ci dobbiamo passare che sia con pochissimi sintomi, e che quindi, insomma, sia un grande fastidio e basta. Perché? Aggiungiamoci alle varie cose il mio amico Luca Sepe, artista napoletano, che purtroppo varie complicazioni, era anche lui è finito in ospedale e aspettiamo che ci dia grandi notizie. L'ultima notizia di ieri era di Cassano,
che sta avendo dei problemi, eccetera, eccetera. Quindi la nostra speranza, noi ci scherziamo, ovviamente è una situazione clamorosa e grottesca, però la speranza è sempre che non ci siano, perché stiamo parlando sempre di salute, quindi dobbiamo sempre tenere bene in mente questa cosa qua. Saliamo. Ufficiale, la Lega ha deciso che si gioca. Perché si gioca? Chi non scende in campo perde a tavolino. Sì, Stefano, l'abbiamo detto che praticamente quelle bloccate dalle ASL perderanno a tavolino e poi probabilmente faranno ricorso e poi si vedrà se il ricorso dell'anno scorso ha fatto giurisprudenza, quello del Napoli, oppure no. Sarà veramente un bel macello. Secondo me dopo l'anno scorso il Napoli per principio andrebbe a giocare pure con la Primavera, poi magari mi sbaglio. Raffaele, ho avuto la stessa sensazione che per non sentirci dire le solite cose, pagliacci, avevate paura, eccetera, eccetera, si è fatta questa decisione qua proprio di non creare proprio il presupposto. Questo chi è? Napoli sono? Fammi vedere, di non creare il presupposto. Se non ci fosse stato tutto quel casino l'anno scorso che andava subito capita la situazione senza bisogno di ricorso e controricorso che si fece una volta e quindi praticamente poi dopo la vittoria a tavolino che fu prima assegnata, il punto di penalizzazione e poi tutto fu tolto, passò la narrativa dei pagliacci e quindi per evitare questa cosa uno dice ma sai che c'è di nuovo, andiamo, ma quello che succede. Sono convinto di questa cosa qua. Napoli sono Tony Med, aspetta, fammi vedere, eccolo qua, era semplicemente senza parole, semplicemente con l'immagine di Maradona che io apprezzo tantissimo. Un abbraccione al mio amico Napoli sono. E io che speravo di vedere Ospina regista a centrocampo. Per colpa di Meret non si potrà verificare. In effetti questa è un'altra cosa così, poi è una battuta, ovviamente ci sta. Però sai che chissà se per un fatto di personalità, di esperienza, lo so, la sto spingendo oltre il logico, è meglio un portiere internazionale, capitano della Colombia, insomma con tutte quelle esperienze che lo metti a centrocampo con quei piedi e con quella personalità, o un ragazzino della Primavera che sicuramente ha più tecnica, ha più proprietà del ruolo? Non lo so, non lo so, l'ho detta grossa, ma per divertirsi. Non si possono rinviare alcune partite, altre no, ne vale della validità del campionato. Alcune squadre si troverebbero a fine stagione a recuperare dei match quando hanno già raggiunto l'obiettivo, ed è per questo, Daniele, che di fronte a una situazione così grave, dove abbiamo sfondato ampiamente il numero dei 100 positivi in Serie A, tu ferma tutti e tutti quanti recuperano la giornata quando si potrà più in là, come ha fatto la Serie D, come ha fatto la Serie C e come ha fatto la Serie B. Lì non ci sono poteri forti, non ci sono diritti TV che si mettono addosso, ma io capo a forza perché questo mi serve, qua dobbiamo giocare. Che cosa succede? Rinviano tutto e si vede a data da destinarsi. Invece qua qualcuno sì, qualcuno no, cominciamo a farli perdere a tavolino, poi dopo li recuperiamo. No, capito? No. Pep Di Palma, se esce negativo domani parto pure io, così scendo in campo per fare il Britos. Morata, altra situazione da, come si dice, da monitorare. Morata monitorare, perché pare che insomma il Barcellona sia molto interessato. Il Barcellona stava giocando nel frattempo e stava perdendo. Vediamo un pochino. Qualcuno mi aggiorni. Stiamo muro con ospedaliere. Ciao Roberto, sono appena arrivato. Ciao Robero. Ciao Valerio, sono appena arrivato. Io dico domani scioperiamo e non vediamo la partita. Situazione surreale. Lo sai che dovremmo fare tutti così? Lo sai che dovremmo veramente fare tutti così? Tutti quelli che hanno l'abbonamento, disdirlo. Fare una disdetta di massa così. E quello che succede. E poi però uno dovrebbe avere la forza di continuare col principio e non iscriversi più e non dare più una lira a questi qua. Sarebbe veramente da fare, però quanti hanno questa forza d'animo e di volontà?
veramente complicata. Tra poco tutti avranno il Covid e si giocherà comunque. Credo anche io che si arriverà a considerarlo, questa nuova variante specialmente che si diffonde a Maccadolio e che pare sia meno letale, si arriverà a considerarla come tengo il raffreddore e vado lo stesso a giocare perché il raffreddore è così, eccetera, eccetera, così. Ha vinto 2-1 il Barcellona, benissimo, Achille, il grande Mughini, così, ha recuperato, quindi tutto a posto. Anche loro con situazioni che mi dicevano hanno messo la cantera perché anche loro stavano inguaiati. Però una cosa è la cantera del Barcellona e una cosa è la situazione della primavera del Napoli, perché la scugnizzeria non si è mai fatto a tutti gli effetti. Se andiamo a vedere la cantera, sicuramente è un'organizzazione che è superiore al Napoli prima squadra, si può dire, no? Guardandoci nell'anima, penso che si possa dire, una squadra, capito? La primavera si organizza facendo lo stesso modulo della prima squadra, quindi se capita che te ne devi chiamare uno, già sanno come devono giocare. Non è proprio così. Domani il Bologna. Tu poi Deluxe ce l'hai scritto come scrive il Napoli, è bella la grafica. Il Bologna fermato dalla AS non sarà in campo a Dallara, al contrario l'Inter sarà regolarmente in campo davanti al pubblico del Bologna. È una cosa spettacolare, Deluxe, è una cosa veramente meravigliosa e Napoli ci rifà spesso. Dobbiamo essere negativi. Come si fa a essere positivi e negativi? Veramente una roba incredibile. Nel frattempo però almeno tutto questo ci ha fatto un pochino dimenticare la cosa di Insigne, tutto questo. Forse è pure meglio, siamo concentrati su un'altra cosa. Ma fammi recuperare, ecco qua il Napoli a cui mando un altro bacetto, sempre casto, sempre però a distanza, amico mio. Sempre a distanza. Ma i 3 che sono partiti per Torino, che non possono andare in campo domani, si siedono vicino... Veramente non si spiega, Marcello. Tamponopoli, falsificheranno anche i tamponi. Non mi far parlare, Falco, non mi far parlare, perché poi di chi ti devi fidare? Non sto facendo un'accusa, mettiamola bella chiara, non sto facendo un'accusa alla Lazio. La Lazio è uscita unica squadra senza positivi, che poi è l'Inter di me, sì, intanto, però l'Inter comunque... Cordaz, Zego e quell'altro. Non sto facendo un'accusa alla Lazio. Hashtag non sto facendo un'accusa alla Lazio. Non so niente, non sto facendo nessuna illazione. Niente, non sto facendo un'accusa alla Lazio. Gli amici laziali non se la prendano a male. Però l'anno scorso che cosa successe con Lotito e i tamponi? Non sto facendo un'accusa alla Lazio. Vi sto ricordando l'anno scorso cosa successe con Lotito e i tamponi. Non sto facendo un'accusa alla Lazio. Ve lo ripeto, non sto facendo un'accusa alla Lazio. Non è un'accusa alla Lazio. Non è un'accusa alla Lazio. Amico Alessandro, benvenuto. Benvenuto. Non lo ripeto per una questione mia personale, però benvenuto. Potrebbero giocarsela gli allenatori al Subbuteo e anche lì penso che perdiamo, Tony, perché Domenichini non mi sembra proprio... una cima di sveltezza però il Subbuteo magari tu con calma ragionando forse potremmo anche cavarcela no, brava Polly, non sto facendo nessuna illazione, ma bellissima, che straordinario, ma come faccio io con voi, ma quanto siete belli, ma quanto siete bellissimi. Vittorio Penza, un saluto a Deluxe. In Italia siamo messi male. Vittorio tra l'altro troppo carino, io sto ripetendo perché l'ho detto all'inizio, alcuni si sono ritrovati non iscritti, addirittura Vittorio sta provando disperatamente a riabbonarsi e non ci riesce e sta scrivendo personalmente a YouTube fai qualcosa, risolvi, YouTube guardiamoci nell'anima, risolvi, perché gli amici vogliono essere iscritti e abbonati e vogliono supportare. Notizia di Smalling, No, ho intravisto una cosa, Michele, se qualcuno me la spiega meglio la posso commentare. Stiamo parlando di Smalling Novax? Perché veramente non lo so.
Fatemi sapere se questo è il caso, perché potrei aver capito una cosa per un'altra. Emiliano, ciao Caffè Napoli. Non ti preoccupare, io sono Valerio Fluido. Ti ho conosciuto grazie a Stefano Masso. Buona fortuna per domani, sicuramente vincerete voi. Dai a Roma, amico mio. Io qua un po' con la cofata ti lascio 2 pistacchi, scartali, non te li mangiare con tutta la buccia, perché sennò va a finire che ti rimangono qua. Me la prendo proprio così, eh? E tu che sei della Roma, fammi sapere di Smalling. Allora, in Australia tutte le squadre si sono messe d'accordo ma così dovrebbe essere, ma così fanno in Premier, Lucio, le 2 squadre sta inguaiate, pure non diamo uno spettacolo vergognoso alle televisioni che ci pagano un sacco di soldi, la facciamo più in là. Loro riescono a organizzarsi con i calendari, hanno più coppe di noi, Carabao, FA Cup, tutte queste coppe così, e noi non ci riusciamo. Roba incredibile. Ricordiamo la formazione: Ospina, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Gulam, Dem, Elmas, Politano, Mertens, Insigne e Petagna. In panchina Marfella, Costanzo, Spedalieri, Vergala. Forza ragazzi, e Idasiak, perché tutti e 2 i portieri di riserva ce li portiamo tutti e 2, perché non si può mai sapere. Questa è la formazione, signori. Questi, come ve l'ha scritto Pino, ve l'ha messi già in campo con il 4-2-3-1. Non c'è altra soluzione, a meno che, guardiamoci nell'anima, Spalletti, Domenichini non facciano una scelta precisa di risparmiare alcune forze, visto che questa partita sta diventando proibitiva da affrontare, la consideri già persa. Ascoltatemi, perché io facevo un ragionamento tra Gulam, questo un paio di giorni fa, tra Gulam e Zanoli, visto che hai perso Mario Rui per la prossima, probabilmente perché è uscito che non solo era squalificato ma è anche positivo. No, me la devo segnare questa cosa, che voglio recuperare questo discorso. Gulam, Zanoli, devo ringraziare, ma lo recuperiamo questo discorso perché secondo me è interessante e vi do uno spunto. Però nel frattempo io devo ringraziare Michele D'Ambrosio, generosissimo. Un saluto a tutti. Come dicevamo con gli amici Bellini, in Italia è tutto ridicolo. Il calcio è solo un'appendice malata di un sistema ridicolo. Domani giocano Crick e Croc e Mang con un cin. E Man con un cin. Aspetta, questo poi vado in difficoltà. Crick e Croc, Crick e Croc, giocano. Non so, Michele, poi me la spieghi in privato meglio. Può essere che c'è un detto che non mi risulta, non mi viene a mente subito, però poi lo recuperiamo. Sicuramente la recuperiamo questa cosa qua, e grazie mille. Com'è Zanoli? Zanoli è un bel ragazzo, manica d'uncino, Crick e Croc e manica d'uncino. Allora non lo sapevo. Veramente non lo sapevo. Vi do uno spunto. La moglie di Smalling, Ulu Vaccin. Mo che ci mette. Ecco. Non lo famo. Il problema di Mu è stato convincere Smalling e la moglie. Siamo un grande fratello. Esattamente. Allora avevo intuito questa cosa qua. Quindi non partiva proprio da lui, da Smalling, l'essere Novax, ma dalla moglie di Smalling, e quindi che ci mettono dentro. Ok, è chiaro. Io poi, voi lo sapete, non voglio affrontare certi discorsi perché non sono miei, perché io non ho studiato medicina e quindi sarebbe disonesto da parte mia. Vi posso parlare di musica, vi posso parlare di calcio, di arte, però io parlo con gli amici miei che hanno studiato, non mi fido nemmeno dei medici mainstream, eccetera eccetera. Però e i bambini piccoli si tappassero un attimo le orecchie, lo so che ci sono tanti giovani tifosi, tu che stai dicendo ma che ci mettono dentro così, ma tutto a posto, cioè fine e mo vado fatto ayahuasca, anfetamine, vado fatto l'impossibile, senza parlare di quello che ci mangiamo, perché il pollo gonfiato con l'acqua che ci stiamo mangiando, che ci mettono dentro l'insalata biologica. Fine e mo vi siete fatti qualsiasi cosa o sabato sera, parliamoci chiaramente, nei baretti a Posillipo, al Vomero,
vate chiamate un corpo, qualsiasi cosa, ve lo devo dire in napoletano, ma per le buone che ci mettono nel vaccino. Io vi guardo nell'anima e le vedo queste cose, quindi lì vado in difficoltà, vado veramente in difficoltà. E ti trovi, perché a quel punto veramente andiamo veramente in difficoltà. Esatto. Anche Djokovic, bravissimo, una roba scandalosa, e là gli hanno dato pure il permesso di andare, di partire, va il permesso speciale, ma veramente, ma fate chiamate un corpo l'impossibile, l'ayahuasca, DMT. Va bene, articolo di Marzio, andiamo avanti. I 3 giocatori del Napoli non potranno avere contatti civili, ma potranno, ma che sì. Ma come? Cioè, la partita ufficiale di campionato si può fare. Cioè, Lobotka a centrocampo se la può vedere con Locatelli. Rachmani. Oh! Mamma mia. Rachmani se lo può marcare a Morata. Non c'è problema. Se poi Morata esce positivo, va pigliato con lui. Ma non possono avere contatti civili. Cioè il caffè al bar non se lo possono prendere. Contatti civili. Va benissimo, ragazzi, allora tutto a posto. Allora sono stato stronzo io, che quando sono uscito positivo non sono andato a suonare, perché quello non era un contatto civile, dovevo andare a lavorare. Potevo anche suonare quarantenato nel mio angolino, no? Senza avere contatti civili e incivili. Sono stato scemo io, che ho seguito la legge, veramente. E i contatti incivili? Starebbero lavorando e possono farlo. Quindi i contatti civili si differenziano dai contatti lavorativi, praticamente. Mi state spiegando questa cosa qua. Fantastico. Solo che però sono convinto che quando si parla di contatti lavorativi si parla di che tu vai in ufficio e magari ti stai un poco accorto, oppure che magari indossi la mascherina in qualsiasi situazione lavorativa dove lo puoi fare e vai e fare così. Stiamo parlando di un contatto fisico, contatto civile, cioè è uno sport, è un lavoro, ma è un contatto fisico. No. È un caso, assolutamente è un caso. Il calcio è incivile, pure è vero, Donato, pure hai ragione. Lo smart working, PlayStation. È così, Max, è così, sono stronzo io, sicuramente. Un abbraccio a Mario. Andiamo a vedere. Allora, domanda. Per questa regola del Super Green Pass anche al lavoro non va in vigore dal 10 gennaio? Forse ho capito male io. Su questo, Pier Davide, ti può aiutare qualche amico bellino che sta in Italia, perché io qua in America è completamente diverso e sto apprendendo giorno dopo giorno le nuove disposizioni. Veramente non lo so. Sono 2 anni che sei vegano, che ti mangi solo zucchini, hai i muscoli di pasta frolla. Fammi il piacere, che già che sei sempre rotto. Ora che... Ce lo vedo Mourinho a fare questo discorso sicuramente. Spero di sbagliarmi, ma credo che Djokovic sarà positivo entro un mese. Può darsi, può sicuramente darsi. Francesco invece la ribalta, dice Zelo Ramano giocano domani. Cioè la ribalta, nel senso ci conferma questa cosa qua dei positivi, dei contatti. I 3 calciatori possono lasciare quarantena per motivi di lavoro. Beh, ragazzi, veramente siamo a livello è un film dell'orrore, è un film che non fa ridere. I 3 punti che perderemo domani saranno funesti. Io non riesco nemmeno a guardare la classifica in questo momento, perché è tutto così surreale che si dovrebbe fermare tutto e se ne parla l'anno prossimo. Però ovviamente se tu ci ragioni un attimo, l'Atalanta non può scappare, perché Atalanta-Torino si ferma, però vince a tavolino. Se volete guardare la classifica, l'Atalanta vince a tavolino
e la Juventus rischia seriamente. Questa era la cosa che vi volevo dire. Questa era la cosa che vi volevo dire. Ieri o 2 giorni fa, mi pare ieri, io lo sapete, le bollette, eccetera, eccetera, però per gli amanti, ognuno poi è libero di fare così. La vittoria della Juventus era data 1,9. La vittoria del Napoli data tipo a 4, insomma, era anche una bella quota per il pareggio. Ha detto: ragazzi, ma che cosa state aspettando voi che giocate? Subito andatevi a giocare. 1,9 è una bella cifra, bella cifra. Tu spendi €1, ne guadagni praticamente quasi il doppio, e quindi raddoppi la posta. Per una partita dove il Napoli è così inguaiato, la Juventus può approfittarne facilmente. Se poi pareggiamo esultiamo, che l'avete spesa. Oggi è cambiata, lo sapete? A parte che su alcuni siti non è più giocabile la partita, e già vi dovrebbe far riflettere. Su alcuni altri siti si può giocare, ma la quota è scesa, 1,6, 1,4, non è più così conveniente perché è scritta, è praticamente scritta. Muriel non ti dico proprio di no, Marcello, non se ne è parlato più, è stata una voce messa veramente a caso, ce l'abbiamo abboccato come farlocchi, ma non è proprio una priorità del Napoli comprare un attaccante, assolutamente. Era perché stava uscendo tutta quella roba di Insigne, allora per placare un pochino il malcontento sull'uscita di Insigne, il Napoli piglia Muriel, allora tutti quanti subito, facciamolo subito, ma invece no, se ne va Insigne e non arriva Muriel. Ma noi stiamoci attenti che Insigne non se ne vada subito, stiamoci attenti, perché potrebbe anche essere che Insigne se ne va subito e non viene nemmeno sostituito. Vabbè, abbiamo Elmas, vabbè, abbiamo un ass, vabbè. Un ass ha fatto un bel gol oggi, allora vediamo un pochino. Se esco positivo allora posso aprire il magazzino, a me nessuno mi paga, capito? Poi la gente tra virgolette normale, quelli del popolo, come reagiscono? Mi pare normale. Mi saluta Elkan, fammi capire. Avevo letto un messaggio di Fabio, è scattato tutto, vabbè, vi recupero. Domani facciamo giocare Domenichini contro l'Atalanta, abbiamo visto che è un buon controllo di palla. Sei cattivo, Francesco, sei cattivo, ma ci sta. Ecco, dai Baretti, bravissimo, esattamente, li abbiamo recuperati. Sì, Felix, ce li abbiamo, come no, ve ne ho parlati prima. Ospina, Mario Rui non c'è, Ospina, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Gulam. Di questi qua, Zanoli 9 minuti, Gulam 27 minuti, Di Lorenzo al centro adattato. A centrocampo Demme, reduce da Covid, infortuni così, Elmas, reduce da Covid, che non si è allenato. Vai, alla grande. In attacco Politano, che sta anche lui reduce da Covid, che non sta in grandissima forma. Mertens dietro la punta Petagna e Insigne, fresco di firma o di incontri, subito in campo. Ce l'abbiamo, come non ce l'abbiamo? E in panchina abbiamo Idasiak, abbiamo Marfella, i 2 portieri, abbiamo Costanzo, abbiamo Spedaliere e abbiamo Vergara. Vai tranquillo, ce la giochiamo alla grande. Lo so che tutti quanti mi state dicendo i 3 bloccati dell'ASL possono giocare lo stesso. Non lo capisco, ma evidentemente vogliono evitare proprio che si crei questa situazione qua, che uno dice una cosa e uno ne dice un'altra. Quindi a questi che vi ho appena detto possiamo recuperare Rachmani, Zielinski e Lobotka, che sono ovviamente dei titolari, da considerare dei titolari per la partita di domani. Se ce lo fanno fare, continuo a non capire la logica dietro il fatto che i contatti civili, incivili devono lavorare, eccetera, eccetera. Non lo capisco, ma lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo sicuramente vivendo. Ti saluto, Lucia, assolutamente. Andiamo avanti, vediamo qualche altro messaggio. Lobotka può giocare la partita, però non si può fare Maren foro stadio. Guarda che Lobotka si è messo in grande forma, non se le può prendere più queste battute. Secondo Sky possono tornare disponibili, va benissimo, vediamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, finalmente Di Lorenzo può riposare,
System failure. Di Lorenzo dovrà giocare o centrale difensivo o sulla fascia opposta. Poi deve decidere dei Spalletti, Domenichini, se vogliono giocarsi la carta Gulam. Ah, qui mi ero scordato, Gulam e Zanò. Prima che mi dimentico, perché questo era il discorso, il giochino che facevo con gli amici Salvatore Pengo, eccetera, eccetera. Tu allenatore, sapendo che questa partita è quasi molto difficile da vincere, perché siamo in una condizione di estrema difficoltà, che fai sapendo che la prossima Mario Rui non ce l'hai? Ascoltatemi bene, guardatemi nell'anima. Fai la staffetta, ma allora ogni volta che faccio questa cosa arriva la donazione, la devo fare sempre questo discorso. Vittorio Pensa. Ah, ma non lo ricordo, la recupero questa cosa. Sicuramente la recupero, ma devo ringraziare Vittorio Pensa. Devo ringraziare Vittorio Pensa, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. Ma i calciatori sono più importanti. È normale che le regole sono differenti, noi siamo i pezzenti, se non arriviamo a fine mese il governo se ne frega. E io devo accogliere questa denuncia perché è proprio così. Perché è proprio così. E ti vedo attrezzato con il Vesuvio, anche tu. Vesuvio sta qua. Il Vesuvio sta qua e il Vesuvio sta qua. Perché oggi abbiamo fatto lo scambio con Silver Mail, stava lui a New York con la tazza e io a Napoli, idealmente. Allora, il giochino era: che fai? Pensi che magari ti vuoi giocare più chance con la Sampdoria? E se vedi un Gulam più in forma, sai che ti può fare la partita, ti può fare la differenza, te lo risparmi, perché Gulam non può fare, quello già non può fare 90 minuti, sicuramente non può fare 2 partite consecutive in 3 giorni. Allora tu che fai? Ti giochi Gulam contro la Juventus, un po' più di esperienza, un po' più di fisicità, e lo rischi? O ti giochi Zanoli e a quello che ne viene e magari ti giochi più chance, cioè ti tieni la tua carta migliore con la Sampdoria o con la Juventus? Questo era il giochino che volevo fare con gli amici e che faccio con voi. Che fate? E poi siamo arrivati. Sì, tu sei bellino, Daniele, te lo confermo, sei sempre presente, sei sempre, come si dice, educato. Allora, e se puto a caso domani... vedremo. Veramente fa ridere. Troppo lento il Napoli su Tuanzebe, doveva essere chiuso subito senza dilungare, sono d'accordo, voleva arrivare ieri. Stefano, non ho previsto la live di tutti oggi perché veramente già vado a scatti e sto veramente con la CPU a massimi livelli. Ho mandato il link a Guido, però aveva molto da fare, vediamo se riuscirà a passare per un saluto, lo spero. Ci facciamo un paio di risate ulteriori anche con lui. Oggi non posso fare la cosa pazza con tutti quanti. Metti Zaniolo tu, vedi? È una bella... io l'avrei rinviata. Subito Zaniolo tu metti, Zaniolo, perché tu sei il tifoso della Roma. Subito Zanoli per capire se è all'altezza per la Samp. Falla vedere meglio la tua chitarra, sono curioso. Alberto, ma quello è il basso, il primo basso a 6 corde, l'Ibanez. Poi l'altro bambino sta di là. Che poi in America lo sapete che è bambino, anche il basso è una bambina. Considerata bass guitar, considerata femminile. Tutti guarda com'è sexy. Io metterei Gulam con la Juve e Zanoli con la Samp, che da un punto di vista societario sta rovinata, con calciatori a cui non pagano gli stipendi. Anche altro spunto, anche lì la situazione è un po' torbida, Chris? Gulam con la Juve. Io andrò controcorrente, ma domani la partita non la guarderei. Il campionato ancora una volta è falsato e non c'è dubbio. Le ambulanze si sono prese a Di Marzio. Abbiamo giocato con Micio e Fidelev. Non ci facciamo spaventare da Zanoli. A che ora inizia? Ora inizia la che fai? No, è amico mio, sto qua. Come faccio a venire da Asso? Dagli un bacione da parte mia. Dagli un bacione. Noi stiamo qua perché dobbiamo vedere pure se passa l'amico Guido e stiamo pure su fan rating, quindi non mi posso muovere. Dagli un bacio però.
Magari la volta buona che Gulam entra in forma, giocando anche male, ma giocando. Maxim, speriamo. Io però ti ho detto, a me, parlando con troppi ex giocatori, con persone che hanno avuto un infortunio simile, quando ne hai avuti così tanti, e tutte le volte che provi a rientrare in forma, ci illudi e poi non ce la fa. Io ci ho perso un po' la speranza, devo dirti la verità. È normale che l'Asso di Torino ferma il Torino, però fa giocare la Juve con il Napoli con quasi 10 positivi? No, non è normale. Non è normale. Ma a finale storicamente perdiamo quasi sempre a Torino. E questo punto, quello che viene. Certo, ringrazio comunque Vittorio Penza che si sta sbizzarrendo anche su PayPal. Nella difficoltà ne esce una partita con Zanoli e Guram migliori in campo. Può essere, ma veramente può essere tutto. Può essere tutto. È Di Marzio che decide. No, non ti preoccupare. Quando posso lo facciamo, Stefano, figuriamoci. Di Lorenzo a sinistra e Zanoli a destra. La Juve quando attacca resta con la difesa 3 per loro. Milik lo daresti alla Juventus? Riccardo, tu hai ragione a ricordarci che Milik è ancora nostro. Tecnicamente è ancora nostro perché è in prestito. Tu hai ragione. Ti dico, a livello di come si dice, di strategia, tu non dovresti mai rinforzare una squadra con cui ti stai giocando punto a punto la cosa, quindi dovresti impuntarti e dir no. Dovresti impuntarti e dire di no. Poi mi pare che c'erano tutta una serie di clausole, cioè se lo prendeva l'Olympique Marsiglia e poi dopo lo rivendeva, il Napoli comunque aveva una percentuale sul futuro acquisto, sulla futura vendita, eccetera, eccetera. Però è un discorso interessante. Io a occhio ti direi di no. Cioè non dovremmo avvantaggiare una squadra. Se ci puntano, vuol dire che ci puntano e gli dai un vantaggio. No. Il settore giovanile sarà per sempre una delle mie critiche più feroci a questa società. Napoli è un giacimento di talento da cui attingere per giocatori e plusvalenze allibito. Sì. Ho letto che Zielinski e Lamela saranno in campo, è vero. Giuseppe, me lo stanno scrivendo. Le notizie si rincorrono, si sono rincorse in tante durante tutta la mattinata, il pomeriggio, eccetera, eccetera. Vediamo se il nostro amico, che voi conoscete abbastanza bene, non bene come me, nel frattempo ringrazio anche Fabio Versatile e tutti gli altri, se ne sa qualcosa in più. Guido Gentile. Allora, buonasera. Buonasera amici, buonasera viandanti e buonasera, permettimi Valerio, ASL di tutta Italia. Salutiamo. Perché credo in questo momento l'oggetto della discussione, dei desideri, delle polemiche e anche di qualche messaggio idiota ci sarà di tutta Italia. ASL di tutta Italia, vi vogliamo bene, umanamente. Sì. Dimmi Allora, tutto, Valerio, sono a vostra disposizione nel mio piccolo. Allora, io ricordo agli amici Bellini che è uscito un tuo video epico sul tuo canale che io ho guardato nella sua interezza, che però riguarderò perché è uno di quei video che rimane, perché Guido ha fatto un video con delle pillole di cinema, di un anno di cinema del 2021, quindi veramente vi consiglio per tutti gli appassionati di cinema di passare su Guido Gentile piano sequenza e c'è un video dove ci si può divertire. Domani pullman dei tamponi davanti alla porta. Guido, io ti chiedo in maniera proprio spassionata se ci hai capito qualcosa e facendo un collegamento al cinema, esiste un film che sia così grottesco e assurdo come la situazione che stiamo vivendo a livello calcistico? Allora, prima cosa, innanzitutto ti ringrazio per la segnalazione. In 30 secondi, questa è una cosa che è nata con voi, per voi e grazie a voi, perché un'amica Bellina chiese ci segnali qualche film, mi disse no, non mi fare questa domanda perché non l'ho mai fatto, sembrerebbe una ostentazione e non volevo fare la lista di Salvini, no?
E ho fatto questo video, sai, io odio le espressioni, le frasi fatte, no? Qualcuno direbbe mettendosi a nudo, quelle cose là. Tra l'altro ucciso di dolori, con ancora il taglio al naso, alternando elementi personali di alcuni film che mi hanno emozionato. Beh, ce ne sono, cioè, quello più beffardo che testimonia l'idiozia della razza umana quando è idiota, perché poi la razza umana è capace anche di capolavori assoluti che possono essere musicali o la Cappella Sistina o letterari, quello che volete, è chiaramente il Dottor Stranamore. È quello che proprio, secondo me, testimonia questa situazione totalmente surreale. Permettetemi, insomma, voi siete testimoni in diretta, siccome Valerio veramente ormai è il suo secondo lavoro, questa gestione della community, io gli dissi fermati, perché è inutile, aspettiamo il 5. Ed era quindi sono molto sereno questa sera, come sempre, davanti a voi. Sono molto dispiaciuto però, soprattutto dopo l'ultima live, perché penso sempre più ai fanciulli, ai bambini, alle bambine. Quell'ultima live è stata di una dolcezza, di un candore, anche di un'intelligenza, perché abbiamo avuto tanti messaggi, anche Vincenzo, che è più grande di Leonardo e Mario, tante belle persone. Perché io che cosa dissi? Io sono convinto che se oggi facessimo un referendum avremmo una fetta minoritaria di persone scontente di questo calcio. Se avessimo la possibilità di stare tutti insieme con tutti i tifosi fra un anno questa cosa sarebbe diversa. Guido, ti posso fermare un attimo? Finisco, non so, domanda. Cosa devi salutarlo tu? Devi salutarlo, è proprio vero. È mio nipotino. Come no? Cavolo. Ciao, mi emoziono tanti. Diego si chiama, ovviamente. Che nome. Dicevo, Contigo. Non so se oggi, chiaramente non si è cambiato tutto nel mondo. Di nuovo ciao Diego, già il nome ti mette di buon umore, Diego. Tra l'altro poi Diego, oltre ad essere un nome mitico, rispetta la regola di Troisi. Che certo, che non è troppo piccolo ma non è troppo lungo. Quindi è perfetto come sì. È perfetto. Dicevo, ma togliete Napoli, Juve, eccetera, perché non c'è solo Juve-Napoli, ci sono tante partite e quindi ci sono tifosi, e i tifosi veri, quelli che veramente sono sportivi, quelli per me contano, non tutti quelli sono paritari, ma secondo me sono tutti incavolati, cioè di nuovo, ma noi che offriamo domani come competizione, e invece si parla sempre più di spettacolo. D'altra parte noi abbiamo un presidente che invece capovolge il senso, no? Per lui è lo spettacolo. Mi è stato scritto in privato: Guido, lo spettacolo deve andare avanti, vabbè, però quello è lo spettacolo, no? L'attore che in teatro continua a recitare fino alla morte, il musicista, cioè questo è sport. Ho visto il tuo video di oggi, quindi ci siamo scambiati reciproci video e benefici. È molto bello che un telespettatore è intervenuto in diretta e ha usato più volte la parola etica. Sì. Ecco, sarebbe il caso di ricordare che è sport e quindi non è spettacolo, anche se è stato cambiato totalmente tutto, è sport. Cioè lo sport aveva delle regole, a prescindere da quelle che sono le regole di campo, che del calcio, dell'hockey, della pallacanestro, insomma la regola proprio del fuorigioco, il gol. Delle regole non scritte, come le famose regole dello spogliatoio, delle regole di rispetto, anche nel fare i falli, no? Cioè, e anche delle regole di rapporti tra società, no? Di rivalità, di sfottimento, tutto quello che vuoi, che è saltato tutto. In nome di che cosa? Non solo dello spettacolo, ma in nome di valori che non sono valori. Allora, a prescindere dalla partita di domani, veramente qua ci sarebbe, ma è utopia da fermarsi. Detto, signori, è sport. Anche se milionario, anche se sono aziende private ormai i giocatori, però ci siamo un po' dimenticati che è sport. E ormai questo non è più sport e non è una frase fatta qualunquismo. E quella telefonata secondo me è stata molto importante. Ringraziamo quando ci sono persone come Silver Mele che sono professionisti seri,
anche nella simpatia quando sono un po' azzoppati come oggi. E dovremmo ripartire, no, ma persona, non possiamo proprio dire nulla, a parte che lui uno sport lo continua a praticare, pure se si dice che è mezzo zoppo, invece è bravo, un bravo tennista, un bravo ciclista. E non va bene. Allora, quello che noi vedremo domani, io non so definirtelo, perché ma vedi anche la situazione del Napoli. Ma ti rendi conto che stasera in aereo tu dici non ti andasse a vedere vicino a quello lì, dai, una crepina, e domani, cioè, allora è vero che è il luogo di lavoro, ma è un luogo di lavoro particolare se possono giocare, perché comunque il calcio è uno sport di contatti. Che fai? Giochi con la mascherina perché non puoi all'Italia? No, è l'opposto d'amore, cioè dei bambini un po' cresciuti che giocano a poker, era quella la metafora, su questo tavolo gigante col destino del mondo, e alla fine del film, quando pensa che insomma ce l'avevi fatta, tanto sono idioti che il generale Buck Turgison, non citiamo la traduzione del nome perché ci sono anche dei bambini, invece è contento che forse un pilota riesce a farla franca, sfuggire i radar, lo vedesse il presidente è così basso che arrostisce le oche. Ecco, mi sembra di vedere questa situazione di idioti che giocano purtroppo non a poker, perché poi è concluso, Valerio, è sport ed è salute. Quindi io comunque domani faccio giocare un asintomatico là, e non so gli effetti domani o dopodomani, perché lo sto portando a fare uno sforzo fisico di un professionista che è allenato, chiaramente, Sì. pagato, che però lo stesso professionista in 38 partite non le fa tutte allo stesso livello, tranne che non ti chiami Di Lorenzo. Però insomma nessuno si preoccupa che noi esponiamo questi ragazzi a un rischio che è un punto interrogativo, perché potrebbero star meglio, diventare di Superman domani, la vedo difficile, non succede nulla, oppure a scoppio ritardato fra un mese hanno degli effetti di un affaticamento che scaturisce da aver preso delle energie durante una situazione di stress fisico e psicologico quando erano sintomatici. Non lo trovo corretto nei confronti innanzitutto dell'essere umano, cioè del singolo individuo, e non lo trovo corretto nei confronti degli sportivi che sono diventati manco più spettatori, ma sono diventati clienti. Io vorrei che tornassimo come quei due bambini meravigliosi, ma ci sono tante persone belline, possono essere donne adulte, uomini adulti, nonni, no? Tornare a essere sportivi, praticanti o non più praticanti, ma spettatori. Uno spettatore che guarda lo sport comunque è uno sportivo, è diventato uno sportivo non più attivo, passivo, ma uno sportivo. Invece siamo diventati tutti consumatori, è molto triste. È vero. Allora, io nel ringraziare Vittorio, prima leggevo questo messaggio di Angela che ha detto a Diego, si ritorna, perché io tengo il nipotino in diretta e ovviamente ritorno. Sei bellissimo, anche se non ti ho mai visto, lo so, ed ha ragione Angela. Riprendo il messaggio di Vittorio che ti saluta e dice: non riesco a capire la differenza tra Bologna, Inter e Juventus Napoli, perché noi siamo costretti a giocare mentre l'ASL ha bloccato il Bologna. Senti, egregio dottor Vittorio, io ho cominciato anche a leggermi e studiare il decreto, quello che poi riguarda la vita di tutti noi, no? Le scuole, non scuole, lo trovo, consentimi Valerio, prima sei stato ironicamente severo dicendo quelle cose a chi insomma il sabato si fa di tutto, lo trovo veramente delirante. Cioè uno spettatore del mitico Woodstock, che sappiamo non è che proprio mangiavano l'insalata e i pomodori sconditi, probabilmente avrebbe scritto qualcosa di più logico, quindi non mi fa esprimere, perché tra l'altro cambiano in continuazione. Il semplice fatto che cambino in continuazione la situazione diventa un po' inconcepibile con lo sport, ma anche col diritto. E qua chiedo proprio aiuto a Guido Clemente, professore Guido Clemente, perché in questo caso effettivamente lui mi darebbe ragione. Sono mossi dalle stesse regole, diciamo la certezza del diritto e la certezza dello sport. Perché lo cito? Perché tu inizi un campionato stabilendo delle regole interne ed esterne che sono dettate dagli organi internazionali, FIFA, UEFA, e interne. Ci sono le piccole differenze tra i campionati, e ovviamente tu non è che la quinta giornata ti svegli e dici no,
adesso chi fa gol da fuori area vale 2 gol, come il tiro da 3 punti a pallacanestro. La potresti anche fare, sempre, sto ovviamente scherzando, inorizzando, se la UEFA e la FIFA l'approvano, ma dall'anno prossimo, perché poi ti troveresti delle prime giornate che delle squadre non hanno usufruito con questa. Ecco, noi ci troviamo in questa situazione, un po' scherzo, un po' sono serio, Valerio, dove dice, ma la situazione sanitaria cambia, lo so che cambia, lo diceva un povero Cristo come Guido, ma voi non vi potevate porre il problema prima di vedere tutti i piani possibili, immaginabili, e infatti queste famose, e torniamo al punto di partenza che abbiamo discusso con voi più volte, queste famose bolle che poi vengono citate, che sono più effimere e fragili delle bolle di sapone che quando eravamo piccolini facevamo. Quindi io, se vuoi ti rispondo, però ripeto, è delirante, perché tu analizzi 2 partite, cioè noi domani ci troveremo di fronte a 10 situazioni diverse, e considera che poi la Serie A si sta comportando in maniera molto diversa, ma la Serie B è una serie nobilissima come le squadre di Lega Pro, e non ne parliamo in campo internazionale, perché per esempio in Inghilterra 9 miliardi di introiti rispetto al povero campionato italiano, cioè rivaleggia con l'NFL, cioè siamo un campionato ricchissimo, hanno fermato una marea di partite. Cioè andatevi a vedere la classifica della Premier League, che ripeto non è il campionato degli scapoli di Fantozzi la domenica, scapoli ammogliati, stiamo parlando del top dei campionati europei, e a questo punto probabilmente mondiale, perché nel Sud America sono campionati affascinanti ma non così ricchi. Va, però senza fare questa classifica, però come campionato, come ricchezza, come prestigio e come anche valore del fatturato delle rose, cioè è il numero 1 in Europa, hanno fermato, non si capisce l'ira di Dio. Tant'è vero che ci sono squadre che hanno 15 partite, squadre 19, 21, 17, e sono più sceme di noi. Sono più scemi di noi. Quindi non lo so, io sono molto scontento, perciò ti dicevo, sono sereno perché non vi ho raccontato per l'ennesima volta fregnacce, mai, però sono scontento perché per me stesso, per tutte le persone che abbiano non so, da quando un bambino a 3 anni comincia a seguire il calcio, una nonna di 99 anni, 100 anni, perché tutti hanno uguale dignità e diritto, non mi sento che stiamo fornendo uno spettacolo equo, come spettacolo innanzitutto, e invece come sport ho difficoltà a definirlo come sport. Mi sembra che Dio ce la mandi buona, ecco, mi sembra che questo è il film. Perché poi qualcuno mi chiedeva dai un nome alla partita di domani, l'ha fatto Guido in questo momento, me l'ha proprio rubato, che Dio ce la mandi buona sicuramente. Ringrazio Alessandro per il supporto. Dice: ma non è che nella confusione di prendere l'aereo qualcuno ha dimenticato di portare le medicine di Domenichini? Rui ancora urla. Domani 3 punti, ci dà una sferza, una spruzzata di positività. Ovviamente ricorda quel momento in cui Domenichini entra in campo e tocca il pallone prima che esca, momento dove io ho perso la pazienza. Capita a tutti, però ovviamente non avere, ecco, la trasformo così, Guido, non avere neanche Spalletti è un gravissimo handicap proprio nel momento, oltre al momento di emergenza dei giocatori. Io parlo del momento Insigne, perché è questo il momento in cui serve la leadership seria che gestisca tutto lo spogliatoio, che pure è bello stretto. Però il momento Insigne, e tu sei proprio testimone privato delle nostre conversazioni, era un momento annunciato. Le amiche Bellini e gli amici Bellini si ricorderanno quando Valerio mi provocò, io feci tutta un'analisi logica e dissi: io provo a ragionare per logica, senza nessuna ideologia, senza nessun condizionamento, e dissi: per mia fortuna non ho nessun manco amico conoscente dei procuratori, e dissi: poi alla fine in Italia Insigne lo può andare nella Lazio, alla Lazio, però prenderebbe lo stesso stipendio di Laurentiis che gli offre, e quindi no. Escludiamo tutti i top, che se ne dica, top club di Francia, Germania, Inghilterra, tant'è vero che poi è uscito il Toronto. Ecco, vi faccio una domanda, Valerio, e tu sei un ragazzo informatissimo che insomma ormai va a spaccare il capello in 27.000, non in 4.
si è parlato di bonus facilmente raggiungibile, pure la marca delle gomme delle macchine come benefits. Ragazzi, i benefit stanno in tutti i contratti di calciatori, cambiano in base alle società e in base ai gusti, in base a come cambiano in base alle società dei divieti. Questo è un passaggio. Tipo, il Napoli aveva tutta una serie di divieti che un giocatore simbolo appassionato di motociclette, le ha anche disegnate, e di sci come Marek Hamsik aveva il divieto, non solo lui, di sciare e durante insomma il suo contratto e di andare in motocicletta perché hai maggior rischio di farti male. Certo. Quindi questo falso mito, i giocatori della Juve hanno benefits legati anche a società satellite del gruppo Fiat, Chrysler, insomma ce l'hanno. Poi se tu sei Pirelli, Inter, ovviamente avrai dei benefits molto più interessanti rispetto a un Bologna, un Chievo che adesso non c'è più, eccetera, eccetera. Però dicevo, si è parlato pure di che tipo di marca di champagne hanno bevuto, se era 2, che bollicine e millesimato, cioè nessuno ha sottolineato per esempio un aspetto: in che squadra è andato a giocare Insigne o andrà a giocare, se andrà a giocare Insigne? Il Toronto, ok. Qualcuno si è posto che posto della classifica, scusate la ripetizione della parola, l'anno scorso è finito il Toronto? Io so penultimi. Bravo, tu che sei partito penultimo. Ero rimasto a penultimo. Quindi su un campionato di 27 squadre, non 20, è terminato 26esimo. E io lo trovo molto più interessante che non sapere se lui ha bevuto le bollicine, c'era la moglie, le ciabatte firmate. No, veramente qua prendiamo i tifosi o spettatori o clienti, mettete voi la definizione. Io gli ho voluto nobilitare del termine perché così i tifosi come degli imbecilli. La cosa interessante è che poi alla fine nessuna società media, non europea, si è presentata e non va a giocare nelle prime 3-4 squadre che lotteranno per il titolo, ma una squadra che l'anno scorso è arrivata penultima. E questa è una considerazione sportiva importante. Fermo restando, non è nessuna condanna da parte mia, infatti io non dico ha sbagliato, non ha sbagliato, mercenario, è veramente, oltre che volgare, tra l'altro tu non conosci tutte le dinamiche personali familiari, però sportivamente detto, intanto non vai a giocare per lottare per il titolo, a meno che l'anno prossimo il Toronto non fa una campagna acquisti, ira di Dio, però anche lì non passi dall'ultimo posto, dal 26esimo al primo, Il famoso percorso, perché poi sì, si è parlato anche di Belotti, di Criscito, eccetera, eccetera. O vogliono ricreare un ambiente veramente italo-americano, italo-canadese, e quindi fare questa doppia cosa. Ma io cercavo di far capire agli amici bellini che lì non è più calcio, non è più sport, è quel passaggio di spettacolo che hai fatto tu prima anche, che va oltre, che esula poi il risultato sportivo, perché saranno delle figure, loro rappresentano gli italiani, i nostalgici italiani che sono in Canada, l'immigrazione, gli emigrati, gli emigranti, è tutto un altro tipo di discorso su cui poi, perché loro lo vogliono presentare ad una partita di hockey? Loro del calcio lo dici bene, se oggi le amiche belline e gli amici bellini hanno sfogliato i giornali sportivi, non sportivi, maggiori, anche minori, anche siti minori del Canada o della parte diciamo settentrionale degli Stati Uniti, avranno notato che la notizia o non c'era o era proprio all'ultimo trafiletto, poche righe, l'unica testata gli ha dedicato un pochino più di spazio, ma era la terza notizia. Comunque le prime due, quella che apriva, quella di mezzo, cioè, erano dedicate ovviamente alle squadre, loro hanno i Toronto Raptors, quindi se fosse così importante il passaggio in una superstella del calcio europeo, comunque non ha avuto gli onori nemmeno dell'articolo di testa, e questo basta insomma aver sfogliato i giornali. Ovviamente noi abbiamo un sistema molto provinciale e autoreferenziale, perché poi devi essere amico del procuratore, la ciabatta, eccetera, però in realtà quello che interessa, se veramente c'è questo passaggio, è come è stata presa, divulgata e presentata questa notizia, è una notizia abbastanza media. Per quanto mi ha fatto molto piacere la tua precisione su quello che sto per dire, per quanto riguarda le cifre, ecco, i giornali dicevano, i giornali loro, quindi quelli ufficiali, invece che le cifre ufficiali, come di conseguenza di regole,
verranno pubblicate poi, perché loro hanno il salary cap, hanno bilanci trasparenti, verranno pubblicate a settembre. Quindi tutte le cifre che noi abbiamo visto oggi, tra l'altro adesso c'è il dubbio se erano dollari canadesi, euro, che cambia, non è che non è un particolare rilevante, però insomma sulle cifre ne abbiamo sentite di ogni, e io attenderò invece quando verranno pubblicate dalla società, dai Toronto, ufficialmente sapremo quanto è costato, quanto è pagato, e anche se monta le Michelin, quelle morbide, o le Pirelli, o una marca di concorrenza coreana di gomme per le macchine. Ringrazio ancora Vittorio Penza, sempre, che questo ovviamente colpa mia che l'ho preso dopo, riprende il discorso, abbiamo troppi positivi che abbiamo già ampiamente sì, però Valerio, devi dire agli amici bellini che è diversa, non mettessero il pensiero quando andiamo il 3-0, i paragoni, sono diverse le situazioni. Innanzitutto quando successe l'anno scorso, giustamente, poi ci fu ridata la partita, che poi tra l'altro abbiamo riperso, quindi state sereni. Innanzitutto non esistevano i vaccini, ed è un piccolo distinguo. E parlo di vaccini perché non solo sono più di uno, anche se 2 li hanno eliminati, ma vedete la situazione del Napoli, no? Noi abbiamo adesso una situazione italiana, ma ci può ricadere anche uno sportivo, come uno sportivo, vedi, si gioca in Australia la prima prova del Grande Slam, dove tu hai un non vaccinato che ancora non si è vaccinato per problemi suoi, o una persona che non si vuole vaccinare. Hai un vaccinato con prima dose che attende la seconda dose, un vaccinato con seconda dose, un vaccinato di seconda dose con meno di 180 giorni o 150, perché poi è cambiato pure qui, più di 150, un vaccinato con 3 dosi. Quindi pensa un po' qua. Aspetta, Valerio, non ho finito. Queste persone hanno dato vita a una serie di combinazioni che sono, mi sembra, 48. Perché se ci fosse un solo vaccino, noi avremmo molte meno combinazioni, cioè avremmo persone non vaccinate, persone vaccinate una dose, due dosi meno di 150, più di 150 e 3 dosi. Invece noi abbiamo 4 vaccini, 2 sono stati eliminati, e ci sono persone a metà come me che hanno dovuto fare il cocktail. Ragione. Eppure ci sono pure persone che si sono rifiutati di farsi fare il cocktail, o anche dottori che hanno rifiutato di fare il cocktail. Pure in America è successo, incredibile. Perché tu adesso ne hai 2, diciamo. Però non è così semplice. Quindi intanto questa famosa presunta, reale, io non mi posso sbilanciare, perché immunizzazione che ti dà il vaccino è molto punto interrogativo. Il più cambia da persona a persona, cambia in base alla tipologia di vaccino, di quante le fa, ma anche i calciatori sono esseri umani, noi li vediamo spesso come con degli eroi, come degli eroi, lo sono meno. Quindi infatti ci troviamo in situazioni dove i giocatori hanno 3 dosi di vaccino, alcuni 2, alcuni 1. Ecco, e ti rispondo, vedi, sono stati fermati Zelinski, Rachmani, perché sono entrati in contatto, ma hanno solo 2 dosi. Se ne avessero avuto 3 non ricadeva, perché è cambiata la norma. Quindi il paragone con l'anno scorso, voi amiche belline e amici bellini che siete intelligenti, attenti, educati, cancellatelo, perché che vi ha detto sempre il povero zio Guido Fessacchiotto? In tutte le cose nella vita, dall'addizione delle scuole elementari al calcio, esercizio del potere, i confronti vanno fatti tra insiemi omogenei. Che cosa c'è di omogeneo in questo che stiamo vivendo? Già niente. Figuriamoci con l'anno scorso, dove era una situazione totalmente diversa. Ecco perché, a maggior ragione, è delirante, hai fatto bene a chiedermi quel paragone, creare una situazione dove le disparità non all'interno delle squadre delle città, ma all'interno della stessa settimana saranno, cioè assurdo. Cioè noi aspettate, perché tra oggi, domani e le partite di domenica avremo da ridere per non piangere. Perché È proprio così, anche perché vedi c'è sta... vai. Come da persona, sapete, se noi vogliamo scherzare, Valerio mi deve cacciare perché sto capace che stiamo la notte a ridere. Però su questo argomento, dove tra l'altro è la salute di ogni singolo individuo, e ogni singolo individuo fa la salute della collettività, perché poi si parla sempre di questa salute pubblica, ma la salute pubblica è fatta da te, più me, più Anna, più Rita, più tutti quanti, no?
io che cretinata vi posso raccontare? Che cosa vi posso dire? Io non ce la faccio proprio a raccontare una cretinata. Infatti vi dissi, non ci mettete troppo il pensiero. Qua mi continuano ad arrivare, ci stanno molti che mi stanno scrivendo veramente che vogliono far giocare Zielinski e cosa con la mascherina. A me sembra una roba che non sta né in cielo né in terra. La Lega ricorrerà al TAR contro i provvedimenti delle ASL che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso, tutte tranne quella di Napoli. Che ne pensate? È quello che stiamo dicendo, ormai è delirio più totale, disparità più totale, ma è una disparità, ragazzi, che si ripercuote anche sulla psicologia, perché non contano, Lozano e Osimhen non contano perché se lo sono beccati quando erano via. Francesco Berti, allora benvenuto sul canale, io sono Valerio Fluido, questo è il giornalista Guido Gentili. Non so quanti anni hai, da quello che scrivi io credo che tu sia un giovane tifoso della Juventus che è venuto perché ti ho letto prima, di cosa vi lamentate, i pagliacci, sei uno di quelli là dei pagliacci. Facciamo una distinzione opportuna tra stupidaggini e cose così. Che significa non contano Lozano e Osimhen perché se lo sono beccati quando hanno via? Uno il Covid o ce l'ha o non ce l'ha. Scusami Guido. no, ma figurati, cioè, appresso la tua, diventi sempre più paziente, educato. Ti scusiamo, egregio professor Berti, ti eleviamo a titolo di professore, perché molto probabilmente stavi vedendo l'ultimo programma della De Filippi, sei arrivato solo adesso, ma sinceramente noi stiamo cercando di elevare il discorso pur col sorriso, perché la situazione è preoccupante, anche perché la partita vinci, perdi, finisce lì. Invece qua è una situazione, io non mi sono visto per tutte le vacanze con il mio amico di sempre, che vi nomino spesso, che è interista. Ci conosciamo da quando avevamo 4 anni, potete immaginare che significa di sempre, veramente di sempre. Lui è preoccupato, perché non sa se ripartire per partire, perché ha 2 fanciulle di 12 e 13 anni, deve fare 4. Per questa situazione delirante, con 2 che non hanno ancora fatto il vaccino, sono prenotate col vaccino, perché vedete poi questa situazione, poi dici Novax, tu devi essere pure prenotato, non è che te lo puoi andare a comprare, te lo fai tu, devi pure aspettare dei tempi. Certo. Che non viene detto, perché si fa questa campagna i vaccinati. Sì, non vi dico l'altra fila che abbiamo dovuto fare mio fratello e io per vaccinarci legalmente, nel senso, perché siamo caduti in un tritatarne burocratico che solo l'Italia, no? Parentesi, a me mai nessuno mi ha chiesto la carta d'identità quando mi sono vaccinato. Italia vi sembra normale? Parentesi. Fortunatamente sono una brava persona, però vi sembra normale? Facciamo un po' di informazione. Vi sembra normale? Quindi abbiamo persone con 1, con 2 e ci sono anche padri che devono mandare le figlie a scuola. Se 1, se 2, con 3 adesso ti vai in quarantena, però quelle che sono col vaccino no, possono rimanere, quegli altri vanno in casa a dad, eccetera. Ragazzi, per quanto il calcio ci appassiona, è bellissimo e c'è una vita attorno di chi lavora, studia, perde il lavoro, deve prendere un altro lavoro, di chi sta in ospedale, c'è una vita che va oltre la partita del lunedì e martedì, le coppe, eccetera. Ed è una vita molto problematica in questa situazione, perché ripeto, anche se fossimo tutti favorevoli a questa cosa, purtroppo non è che in un giorno si vaccinano 60 milioni di italiani o 353 milioni di americani o 373 milioni di cittadini della comunità europea, eccetera, eccetera. C'è bisogno di un'organizzazione. Allora un messaggio del genere lo prendiamo, ti ringraziamo, ma eleviamo il discorso, perché la situazione è complicata. Allora faccio un recap, prendo questa domanda, è impossibile che questi non giocano, adesso lo spiego un pochino meglio la situazione attuale. Ringrazio Barons Kennedy per la donazione, buonasera a tutti, domani come ci presentiamo? Allora, il recap che ho fatto a inizio live, amico mio, è questo: Ospina in porta,
disponibile i 2 portieri di riserva, Marfella e Idasiak, e ci siamo. In difesa abbiamo Zanoli a destra, Di Lorenzo centrale, Juan Jesus centrale, Gulam a sinistra, con 2 riserve possibili, Spedaliere, giovane della Primavera, difensore centrale, e Costanzo, capitano della Primavera, difensore centrale che si può adattare sulle fasce. In questo momento, fino alle ultime cose, Rachmani era stato bloccato dall'Aslo 2. Poi a centrocampo Demme e Elmas. Con... Demme e Elmas per forza, con Vergara, giovane della Primavera, unico riserva per il centrocampo, perché Zielinski viene bloccato e Lobot vengono bloccati dall'Aslo 2 dalle ultime dichiarazioni che abbiamo avuto. In attacco tutti quelli che ci sono, tutti in campo, Politano, Mertens, Insigne e Petagna davanti. Non abbiamo una riserva in attacco. Questa è la situazione generale. Ovviamente dobbiamo aspettare, perché adesso stanno dicendo questa cosa secondo Sky. Qualcuno mi ha detto prima in un commento: ma loro decide Di Marzio. Cioè, addirittura sembra che faccia lui le regole. Secondo Sky possono Zielinski, Rachmani e Lobotka giocare comunque, perché andrebbero al lavoro e quindi esentati, perché non sono contatti civili ma sono contatti lavorativi. Tutto ciò è difficile dare un senso logico a tutto questo, perché una cosa è che tu vai al lavoro, magari ti metti la mascherina e sei a distanza, e una cosa è che devi abbracciare uno per marcartelo. Tra l'altro, giusto per, no? Che non è che esiste solo Juventus-Napoli, prendetevi pure il 5-0. In Senegal ci sono 9 positivi. Bravissimo Guido, ottima cosa che avevo dimenticato di dire, mi era arrivata questa cosa. Coppa no, è d'Africa. ufficiale adesso. Coppa d'Africa in Senegal, e quindi Koulibaly, cioè ci rendiamo noi poi pensiamo al nostro orticello, a Juventus, il Napoli, ma chi ce ne frega? Questi hanno mandato la gente in Coppa d'Africa dove hanno l'1% di vaccinati, cioè è una situazione veramente... Però qui con voi io avevo detto sì. O si ferma, si fa una vera bolla come l'NBA, oppure diventa un calvario di settimana in settimana a fare la conta dei vaccinati, anche perché che se ne dicano le trasmissioni, e vi ho dimostrato, pure se è una cosa che riguarda la mia vita privata, che posso essere quanto di più distante dal Novax, cioè, però diciamo il vaccino non abbiamo avuto Valerio, quindi insomma non racconto il vaccino, sicuramente insomma un grande strumento, tutti i dubbi, io poi insomma rispetto tutti, chi si vaccina non si vaccina, come dire, però il punto è che anche persone con 3 dosi possono risultare positive, e quindi tu ti devi fermare. Poi ti fermo un giorno, 3 giorni, solo chiuso in casa. Se fosse una schermatura totale, allora uno dice vabbè, me lo sono fatto, non saranno 6 mesi, non saranno 4, ma 2 mesi e mezzo, sto tranquillo. Invece tranquillo non può stare nessuno. Noi rispetto all'anno fa abbiamo molti più giocatori contagiati e sono quasi tutti vaccinati di base con 2 dosi. Questa io vi dissi, era proprio penultima live, dissi, questa secondo me era la notizia, no? E sono tantissimi, perché pensate in Inghilterra, ripeto, non esiste solo Italia, in Inghilterra ci sono state squadre falcidate, proprio 10-11 elementi, e che calcio è questo, Valerio? Allora tu pensi, inizi una Coppa d'Africa già rinviando la partenza di questa squadra, che già in partenza sono 9, ancora non ci sei andato a mettere nell'occhio del ciclone. C'è Sandro Salerno da... Bel gol di Unas, tra l'altro, oggi con l'Algeria. Dalla destra, dribbling secco e tiro sul primo palo. Grazie ai bellini Telegram per lo show H24. Ovviamente Alessandro si riferisce al gruppo Telegram degli abbonati veramente H24, perché a parte c'è qualcuno con diversi fusi orari e quindi siamo sempre attivi, ma poi anche quelli che abitano in Italia hanno deciso di non dormire più e di aggiornare e aggiornarci. Quindi ho consigliato agli amici abbonati magari anche di mettere il muto quando si va a dormire, perché altrimenti veramente complicata. Guido, qualcuno mi chiedeva, in tutto questo De Laurentiis ha preso posizione in questa cosa qui, perché non c'è stata oltre alle comunicazioni ufficiali, questo positivo, questo negativo, non ci sono state reazioni alla questione delle ASL che bloccavano alcune squadre che non hanno bloccato. Sì, aspetta di andare a Los Angeles, l'ha detto, per 2 anni non l'abbiamo fatto andare a Los Angeles. Si è rotto le balle. No, non ha preso, non ci sono né virgolettati né tweet né
neanche dei 1227 siti, qualcuno che per ora tutto tace. Sinceramente io credo che la mia previsione, diciamo che non è una previsione, analisi storica, statistica, logica, sportiva, la sapete quella della classifica del Napoli, però insomma alla luce di tutto quello che stiamo vivendo a questo punto, ma dobbiamo farci una sola domanda tutti insieme con molta serenità: ma De Laurentiis vuole andare in Champions League? Ciascuno di voi si risponda con serenità e non come dice quel personaggio, ha detto che vuole vincere. La domanda non è stupida, è una domanda apparentemente semplicissima, sono poche parole, però reale. Una società che vuole andare in Champions League non risolve due situazioni così importanti, delicate, e che lasciano comunque intanto un voto tecnico, quello di Manolas, intanto un voto tecnico, e quello di Insigne è un punto interrogativo per quante attriti, cose non li risolve entro settembre. Dice non li poteva risolvere perché ok, noi non abbiamo solo loro due, perché ci sono parecchi contratti in scadenza importanti, il che significa che l'anno prossimo questi giocatori li devi sostituire. Domandiamoci come li sostituisci. Detto, se non vai, è un cane che si mangia la coda, se non vai in Champions non solo li devi sostituire, ma li devi sostituire con giocatori di pari livello e con quali risorse, perché poi se ne prendi giovani, bella speranza, per me sta sempre benissimo. A me Napoli pure se arriva a 27esimo non cambia nulla. Se tu sei veramente tifoso, non sei tifoso solo quando vince, no? Però chiaramente con dei ragazzi non puoi pretendere con gli altri che si rafforzano che l'anno prossimo lotti per la Champions. Allora, perché lui sembrava abbastanza categorico, no? All'inizio, quando ha dichiarato noi dobbiamo andare in Champions, non c'è altra alternativa. Ho detto, ti feci questo esempio, anch'io voglio vincere l'Oscar quest'anno. Io vi dico, guarda, faccio la parte, Valerio, io voglio vincere l'Oscar come miglior sceneggiatore quest'anno. L'ha detto, quindi agli atti. Guido, poi Valerio vincere. dice, scusa, non ce l'hai una storia, come dice Capuano, ce l'hai un dolore, ma l'hai scritto un film. No, ti hanno prodotto questo film, l'hanno distribuito, come fai a vincere l'Oscar? Allora, io a dire posso dire quello che voglio. Poi Valerio valuta tra quello che ho detto e l'obiettivo da raggiungere, se tutte le azioni che io ho messo in atto, in questo caso non le ho messe in atto perché non ho scritto un film, diciamo, mi hanno portato a vincere o meno l'Oscar. Ho detto, non ti hanno portato a vincere. E Valerio dice, è molto facile che non ti hanno portato a vincere l'Oscar, manco l'hai scritto un film, come potevi vincere un Oscar? Vedete questo esempio molto... Ecco, allora io posso pure dirlo come presidente, noi dobbiamo andare in Champions, perfetto. Quali sono le azioni? Noi le possiamo valutare in corso d'opera. In corso d'opera noi aggiungiamo, poi ci vedremo, ci andremo, non andremo, ho detto questo tassello, questo tassello, questo tassello. Allora, si è parlato sempre di sole due cose, il terzino sinistro e il terzino sinistro, ma era scritto da qualche parte manuale? No. Eppure poi Giuntoli dice no, ma si sapeva. Si sapeva, non potevamo provvedere che si doveva inserire qualcuno. Allora, uno scemo come Valerio Fluido, mi permetto perché è una persona deliziosa, come sono scemo io, ha detto, vabbè, mi sta bene, nessun problema, calma e sangue freddo, non insultiamo nessuno, perché bravo ragazzo, no, non lì, però, visto che lo si sapeva, addirittura l'hai fatto partire con 2 giornate da completare, io il 1 gennaio, poi se è corretto, il 3 gennaio voglio a Castelvolturno non Cristiano Ronaldo di difensore, non Sergio Ramos, già pronto con le scarpette, così incomincia ad allenarsi ed è convocabile, casomai non può fare 90 minuti per la partita della Juve. Però già perché lo sai che ti mancava quel giocatore, lo sapevi da settembre, non sei riuscito a scegliere, lo sai perché ha saltato tutti i mediocali. Tu ce l'hai domani a Torino? No, addirittura c'hai gli uomini contati. Allora Valerio Fluido, cosa che devi tenere in conto, perché la stagione è quella che è, e già sapevi che insomma per la Coppa d'Africa le perdevi. Esattamente, sono tutte cose che non è che ti sono piombate dal cielo, che la Coppa d'Africa lo sapevi, che Manolas addirittura è consentito di farlo partire prima, dice ma è infortunato, va benissimo, perché noi siamo in un canale serio, nessuno condanna nulla, nessun tesserino stracciato e nessun Gattuso out, io lo dicevo per ironia, però a questo punto ha fatto 5 minuti. Vabbè, tutte queste cose le sapevi prima, non sono la positività o meno di un giocatore,
ma tu da ottobre hai preso contatti, perché tu sai prima che il giocatore è scontento, e il 3 gennaio presenti con un tweet il giocatore. E quindi, quando io vi chiederò, e poi nel corso della stagione, ma ci vogliamo andare veramente, piuttosto che dire Seccia, quando Guido dice queste cose mi cadono le braccia, eccetera, incominciamo a fare come si faceva per la settimana in criministica, unisci i puntini, questo puntino, questo puntino, questo puntino, e poi vedremo quanti sono i puntini bene, che dici no, queste erano azioni forti di rafforzamento, di convinzione, e quanti saranno i puntini di indebolimento. Aggiungo a questo tuo discorso, per fare un quadro chiaro della situazione, una delle cose che si dice di questa stagione è però il Napoli ci vuole andare perché hanno trattenuto tutti i giocatori e non hanno venduto nessuno, fermi tutti. Spalletti con candida, insomma, proprio sincerità ha detto non sono arrivate offerte per voi ragazzi, quindi non è una scelta del Napoli trattenere tutti, è che poi non sono arrivate offerte per i giocatori, quindi sei stato costretto a tenere, anzi, e mi viene in mente adesso così e condivido con te questo pensiero, può essere anche che la volontà di rifondare e di rinfrescare un po' tutto lo spogliatoio ci fosse già in estate e si sarebbe fatto se ci fossero state delle offerte. Sono al 100%, io ve lo dissi a fine della stagione scorsa, dissi si andrà in Champions, quando ancora c'era la speranza, non vi aspettate questa campagna che dicono lì allo scudetto, ve lo dissi, ho detto se non ci andrà state sicuri, ho detto è finito nera, mettetevi l'anima in pace, e non è pessimismo o disfattismo, perché poi uno deve, se uno è l'ombelico nel mondo non vede gli altri, però tu devi vedere gli investimenti, questa favola del bilancio sano, bontà divina, bellissimo, tutto quello che vuoi, ma in qualunque società quello che conta è non solo il bilancio, la redditività, la capacità di aumentare le proprie risorse, che non sono economiche, anche quelle umane e professionali, la capacità di mantenere la soglia di investimento con una giusta leva finanziaria, però qua mo sembra che voglia fare lo sborrone tecnico, perché la leva finanziaria è uno strumento finanziario che si studia, matematica finanziaria, scienze della finanza, abbinate sia in campo appunto di matematica finanziaria che sia in campo per quanto riguarda la normativa tributaria. Non stiamo parlando di acqua fresca, quindi parliamo di gente che poi con questi studi ha anche vinto Nobel, perché la matematica ti regala, l'economia ti regala un Nobel. Pure io voglio vincere il Nobel. Bravo. Quindi per quanto amici e amiche vogliamo bene al calcio, però non si regala il Nobel a nessuno, e né lo si diciamo così viene insignito Nobel del calcio. Quindi cominciamo a strutturare le cose con la loro giusta dimensione. Quindi il ricorso alla leva finanziaria è una cosa legittima, molto diversa e anche legale dalle cagate di queste finte plusvalenze, che permette a una società appunto di rinnovarsi come possono essere un'azienda nelle infrastrutture, nelle facility, così tante. Hai detto quanto il Napoli ha investito in questi anni e ha fatto ricorso alla leva finanziaria? Zero. Tant'è vero che dice il Napoli non è indebitato, ma forse un piccolo indebitamento per avere una capacità di investimento era utile? Sì, ma forse aumentare il fatturato e lo aumentavi inserendo figure professionali che ti portavano, era utile? Sì. Si è fatto? No. Ecco che non ti puoi trattenere insigne, non alle cifre superiori, manco a quelle che prendeva, perché sei vittima di se stesso. È chiaro, è chiaro. Dico a Stefano scusate se l'ho fatto elevato il discorso, però no, ma deve essere così. Poi la cosa bella, Guido, è che queste live restano, quindi chi se lo vuole andare a rivedere con calma e rianalizzare delle parole, abbiamo la fortuna che Guido dice cose con cognizioni di causa in italiano e le spiega bene, quindi a volte basta riascoltare e si capisce tutto quello che è così. Dico a Stefano, ti ringrazio per il pensiero, non sei l'unico, anche altri mi stanno dicendo questa cosa che non riescono ad abbonarsi. Contatterò personalmente YouTube e vi farò sapere nei video successivi. Nel frattempo tu hang on, tieni a mano, come si suol dire, e ti farò sapere. Grazie mille.
Attenzione Valerio, che ci tengo a fare una specifica, un asterisco. La leva finanziaria, l'indebitamento, infatti ho detto uno attento e studiato, perché tu studi fino a quanto ti puoi esporre. Non significa che tu dici è come la borsa di Mary Poppins o di Eta Beta, per girare il fumetto, che continui a tirar fuori. No, è quello che è successo nel calcio, perché tu dici io prevedo aumentando questo fatturato che guadagno un 3% del mercato cinese, un 5% del mercato, perché grazie all'aumento del marketing, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di operazioni ed è tutto studiato. Mentre il calcio invece sono usciti a fior di articoli sul New York Times, non sull'ultimo dei giornalini clandestini, dove c'è, mi sembra che in Italia New York Times, poi se li ritrovo li linko a Valerio, dice è gestito da manager che presi dalla strada, ha detto perché è un buco senza fondo di soldi, perché è ben diverso. Se no dice Guido, ma come le società sì, ma sono fortemente indebitate, lì non è il ricorso alla leva finanziaria, lì è il ricorso a un indebitamento scellerato per pagare stipendi scellerati che non portano aumenti di fatturato. Un po' diverso, Chiarissimo. Guido, cosa ne pensi del comunicato della Fiorentina? Credo che Vittorio si riferisca a quelle proposte, non so se l'hai visto, tipo 10 punti di cambiamento, di riforma del calcio. Chiedo però più preciso. Quale comunicato? Perché ne escono più comunicato? Chiedo se Vittorio ci aggiorna il messaggio, e grazie sempre. Nel frattempo, un'ultima ora, 4 giocatori del Milan positivi. No, ma io ve l'avevo detto, sarà un calvario e non è divertente. Noi siamo qui che ci vogliamo bene, ci vogliamo anche un po' rilassare. Quello che ti posso dire, lo dissi anche all'inizio, c'è molto razzismo nel mondo del giornalismo sportivo, diciamolo, così mi sono inimicato tutti, per il modo di parlare di commisso, cioè uno che comunque è andato a far fortuna in America e non è un poveraccio, che è stato trattato sempre come un deficiente, che lo trovo, oltre che molto scortese, molto presuntuoso, perché lui è un miliardario, tu no. Semplice, fine della storia, direbbe mio fratello, che è molto più saggio, pratico e genio di me. Fine, potremmo non continuare. Mi sembra che uno che voleva migliorare, non è detto che non ci riesca, il calcio, ma come successe la famosa massima del film Il giocatore, che ormai Valerio ha fatto su VC, è dopo un quarto d'ora il pollo è lui. Non che sia un pollo, perché però nessuno lo sta seguendo, a partire da ADL. Invece a me piacerebbe che si improntasse un sistema più virtuoso da tutti i punti di vista. Quindi io lo seguo con rispetto, educazione e attenzione, però lo vedo non lo scemo del villaggio come viene trattato, ma isolato. Sono due cose diverse. Sì, allora sì, ci sta integrando Vittorio la regola, 10 regole introdotte per la situazione dei parametri zero. C'erano dei passaggi in cui si chiedevano di fare contratti più lunghi, un limite a quelle che sono le commissioni per i famosi agenti, procuratori, mediatori, eccetera, eccetera, tutta una serie di punti. Alcune proposte le trovavo di rottura, alcune sono da migliorare, ma era una buona base di discussione. Intanto erano di rottura, intanto quando c'è qualcuno che dice guarda che così le cose non sono andate bene, lo vedete, non possiamo, invece si dice e invece non si continua mai, e si è andati sempre più sotto. Però non mi è sembrato un entusiasmo generale attorno a lui per ora. Poi ho detto, cioè, vedete questa situazione. Mi sembra siamo più seri e preoccupati noi, che siamo 4 gatti, con tutto il rispetto, nel senso ragazzi, non è che vi sto insultando, che comunque c'è una federazione, la Lega Calcio, che guadagna soldi, perché che ha un staff numerosissimo, non so quanto sia lo staff di Valerio, ma credo numeroso come quella. Quello che hanno stabilito oggi è delirante. Andiamo avanti così. Domani tu quanti ne hai? Io solo 3, no, io oggi 5, sì, ma lo sai che quelli ne hanno 7, vai! Così proprio non è vero. Viene isolato, sì. Sì. Questo non è una domanda, ma mi piaceva fartelo arrivare. C'è pure il gatto con gli occhiali. Grazie Alessandro. Allora, Valerio è una persona educata, perché
una cosa che mi hanno insegnato a me nei viaggi all'estero, ed è una grande forma di educazione che noi non facciamo in Italia, che tu devi parlare nella lingua del paese che ti ospita. Quindi già lui che si sforza di parlare italiano, incominciamo a dire le cose sempre più vere nel canale di Valerio, perché lui potrebbe parlare inglese, mi capite? Non mi capite, sono fatti vostri, assumetemi un interprete. E invece così, quindi se tu vai in Germania, dovresti parlare tedesco, o in alternativa, visto che lo parlano tutti, inglese. E così non mi faccio l'elenco alla Salvini di tutte le nazioni del mondo. Quindi già lui è una forma di educazione. Poi non lo saprà perfettamente, ci sono esimi giornalisti politici e personaggi che non lo parlano perfettamente l'italiano. Seconda cosa, detto, attenzione, perché noi dovremmo portare in Italia imprenditori sempre più bravi e seri, manager, e non farli scappare. Perché poi le persone che sono venute a comprarsi squadre italiane sono state sempre molto chiacchierate e si è visto che cosa hanno fatto, e non li citiamo per galanteria. Quando noi servirebbero 5 su 20, 7 su 20, avere meno Ferrero e più David Stern della situazione. Però poi quelli là fanno folklore, le trasmissioni, come dire, basta folklore sugli spalti, tifosi coloriti. Vorrei un personaggio come Ferrero come presidente. Basta folklore nei manager, folklore sugli spalti, con la tifosa, quella del Paraguay meravigliosa. Io mi ricordo ancora, e cambio, un Argentina-Brasile che vinse l'Argentina di Maradona perché era arrivata terza, e inquadravano sugli spalti che si gioca al Torino, al Delle Alpi. Mi ricordo una tifosa brasiliana bionda bellissima che piangeva, era una delle prime volte che facevano inquadrature sul pubblico con la mano così, ma era di una dolcezza che tutti noi, a parte che era una donna di una bellezza disarmante, tutti noi avremmo voluto abbracciare. Ecco, lo spettacolo, la commozione, quel bambino del Napoli. Anni fa, quando l'Inter perdeva sempre, c'era un bambino che mise il cartello "non so più come insultarvi", no? Ok, il folklore sugli spalti, non i manager. Quello là che disse: se poi torno a scuola e mi sfottono, per favore vincete, altrimenti... quella è la cosa bella del calcio, perché il calcio dovrebbe dare emozioni. I momenti che ci ricordiamo, mentre alcuni risultati ce li siamo pure dimenticati. Però noi abbiamo fatto diventare personaggi questi qua. Capito? Poi fanno buchi milioni e milioni di euro, però fanno folklore. Però non sono noccioline, sono milioni di euro. Massimo, ti rigiro la domanda: se ADL non vuole andare in Champions, che obiettivo avrebbe? Lui, guarda, ora come ora è molto più, diciamo, conveniente avere una società media per lui, perché deve investire di meno. Voi avete una situazione, diciamo, di inferiorità rispetto a me, nel senso che, conoscendo dal mondo del cinema, io fin da subito ho saputo interpretare sempre le sue, non solo azioni e strategie, senza condizionamento. Non devo chiedergli favori, non devo litigare, non devo chiedere accrediti, non devo chiedere nulla. E mi è sembrato sempre tutto molto logico e lineare, secondo il suo modo di ragionare e di agire, e secondo quella sua metodologia di lavoro. Una metodologia di lavoro che purtroppo, e i risultati si vedono, non può e non ha potuto e non potrà, con le regole di adesso, traslare dal cinema al calcio. Perché De Laurentiis, che lui dica sempre al pubblico, in realtà è un imprenditore molto prudente e poco garibaldino. Quindi è serio? Sì. È onesto? Sì. È preparato? Sì. È visionario? No. Ok? Però tutta la stampa mia l'esempio per capire che capiscono tutti è il fatto che lui ragiona ancora come cinema, nel senso che ama avere tutto in fitto, perché nel cinema conviene. No. E quindi nel calcio lui ha amato sempre i contratti a vita o ventennali, e tu sai, nello sport è 5. Non si può fare, è chiaro. Un controllo totale, che tutto doveva passare per... Cioè, Carlo Verdone, che credo adesso come commediante vivente sia il numero 1 in Italia, piaccia o non piaccia, non interessa, cioè l'ultimo grande della commedia rimasto. Ecco, vi posso assicurare, e stiamo parlando di Carlo Verdone, il figlioccio di Sergio Leone, compagno di banco di Christian De Sica, che era fidanzato con la Rossellini, cioè stiamo parlando del Gotha,
Poi, ripeto, i gusti sono quelli. Carlo Verdone dice che De Laurentiis è capace di starti tenere un mese all'idea una battuta perché quella non si deve metterci. E Carlo Verdone è uno che ha un potere contrattuale artistico che si è guadagnato sul campo con quanti anni, credo, ormai 50 anni di carriera. Insomma, non è lo sbarbatello, però questo nel calcio non funziona, l'abbiamo visto, perché ti produce lentezza nel calcio e perciò è stato uno dei rapporti meno fruttuosi con Ancelotti. Devi essere intelligente a crearti uno staff vincente e saper delegare. Poi tu sei quello che ultima parola, insomma, certe cose e questo provoca lentezza. Il Napoli, ho sempre detto, qual è il suo principale difetto? Per essere una società così piccola, snella e agile, è una società lenta, che è un controsenso, perché una società come Real Madrid, che ha 1500, non so manco più quanti suoi dipendenti, non si conoscono nemmeno, devono affittare un palazzetto dello sport per fare la cena aziendale, detto ci sta che è lenta, ha detto una società snella, che ha pochissimi dipendenti, che non ha un direttore generale, eccetera, eccetera, dovrebbe essere rapida. Detto, tu non prendi Ronaldo, sì, però un ragazzo di 22 anni, ragiona la promessa, subito, prima degli altri. Il Napoli non ha ancora annunciato, quando lo doveva annunciare il 31 di dicembre, ha detto già lo annunciamo, domani portiamo il contratto, lo ripresiamo. Siamo lenti, ma siamo lenti perché quella è la psicologia del capo. Onesto? Sì, lo ripeterò. Bravo? Sì, tant'è vero che lui non fallisce nelle sue... intelligente? Sì, ma è molto prudente come persona. È un difetto? No. È una caratteristica. No, è un'analisi di quello che sono le cose che stiamo vedendo con comparazione, con cognizione di causa, perché Guido già lo conosceva da prima, proprio occupandosi di cinema. Capite la fortuna che abbiamo? Perché non è che Guido si interessa di De Laurentiis perché De Laurentiis diventa presidente del Napoli, già poteva averlo analizzato in precedenza, è proprio così. E ovviamente tu invece hai tutta una serie di colleghi, è un visionario, il presidente, sempre tutte queste frasi fatte, che sono frasi fatte che hanno cambiato il cervello delle persone, che non si fermano a riflettere invece con la loro testa, cosa che io vi ho sempre invitato a fare. Non è che ho detto voi dovete essere dei piccoli Guido. Guido vi dà la chiave di lettura e poi voi vi fate la vostra analisi logica, come ho voluto sentire le vere parole dei due fanciulli, Leonardo e Mario e Leonardo, invertiamo l'ordine alfabetico, che ho detto ditelo a parole vostre, voglio sentire la vostra opinione. L'opinione per me delle persone è sacra. L'importante è avere le chiavi di lettura giuste all'inizio. La chiave di lettura, noi non abbiamo un presidente garibaldino, ricordatevi questa cosa. E non è una critica, non è un difetto, non è accusarlo, è solo una caratteristica, come dire, Guido, ti sei fatto brizzolato? Sì, purtroppo sì, non ho più i capelli neri lì. È un difetto? Sì, perché non sei più giovane, però quello è. Non è che mi offendo che mi dite che sono brizzolato, è la verità. Quella è la sua caratteristica, che è una caratteristica, tra l'altro, che lo porta a essere molto prudente sul campo. Tant'è vero che cosa dicemmo, e chiudo, mi stupiva l'operazione Osimhen. E già ci siamo tornati, non ripeto, perché De Laurentiis ha una gestione della macchina sua aziendale molto, molto, molto centralista e organica, totalmente traslata dal suo modello cinema. Ed è vera questa cosa, pensate, che chi è il suo amministratore delegato? Una persona che non aveva mai visto un pallone in vita sua, Chiavelli, che è l'amministratore delegato della Filmauro, una società di distribuzione e produzione cinematografica. Cioè tu hai ammesso come l'uomo più importante dopo te, perché non è il vicepresidente, cioè l'uomo più importante della società sportiva Calcio Napoli dopo De Laurentiis, senza dubbio, Valerio, senza non giù, l'uomo è sempre stato, con tutti i direttori sportivi o solo Marino aveva una doppia funzione, è stato Chiavelli, che è l'uomo di fiducia da sempre, da una vita, contratto a vita, ed è un uomo che non viene dal mondo del calcio, ma è un uomo che ha messo becco in tutte le operazioni di compravendita a Napoli, tranne, e lì andò allo sconto, Benitez. Cioè Chiavelli sapeva dell'operazione di Cavani che non sapevano i più stretti pochi collaboratori quello fu un blitz, Chiavelli, De Laurentiis, Zamparini.
Mm. Dobbiamo riconoscere la verità, tant'è vero che nessun giornalista disse e fece una brutta figura. Però pensate, l'uomo più importante dopo De Laurentiis della società, e no, io ve l'ho già raccontata questa cosa, se volete la ricompra, è Chiavelli, che è l'amministratore delegato della Filmauro, una società di distribuzione e produzione cinematografica. Punto. L'ho detto, leggi la domanda, Valerio. Sì, cosa hai pensato? C'è Lozano. Cosa hai pensato? Buonocore. Buonocore si è abbonato, per esempio. Io mo devo capire se è un ritorno che sta tutto spostato. Cosa hai Allora, io pensato? ero alla conferenza stampa prima della presentazione di un film, adesso sinceramente non mi ricordo quale Natale, se il Nilo, cosa, è uno degli ultimi Conboldi prima del divorzio, che lui tra l'altro aveva detto tu c'è un contratto perché già voleva andare via, Boldi, erano gli ultimi 2 film che ha fatto Controvoglia, dove lui fece ancora il biglietto d'oro, il check d'oro, e ancora non aveva fatto Manuale d'amore 1. Mm. Io poi ho rincontrato Manuale d'amore 1, lui ovviamente non si ricorda perché incontra 2700 giornalisti, poi tra l'altro io avevo poco più di 20 anni, e scrissi in questo articolo, che è un articolo di cinema, mi sembra che lui si stia allontanando dal cinema, ha qualcosa in mente. Non vorrei che comprasse il Napoli, che ha comprato il Napoli. Lui ha comprato la società sportiva Calcio Napoli, o meglio, ha rilevato dal fallimentare con il beneplacito dell'appoggio di Unicredit che gli ha prestato, poi gli ha restituito in 2 anni, tutto, insomma, ce lo 34. raccontano, per un calcolo finanziario, perché aveva capito da buon imprenditore, e gli imprenditori bravi, e lui bravo sì, intelligente sì, onesto sì, ma sia poi dicono nel canale di Valerio, Garibaldino no, l'imprenditore bravo è quello che capisce che quel settore sta finendo prima che finisce, perché altrimenti fallisce pure lui. E quindi si dirotta, si sposta su un settore più conveniente. Quindi nessuna riconoscenza, nessuna diciamo maleducazione, pappone, perché la riconoscenza è sbagliata, perché lui ha fatto un calcolo da imprenditore, semplicemente gli puoi dire bravo, è fiutato. L'insulto non è mai giustificato nella vita di Guido Gentile, in questo caso tra l'altro è anche stupido perché lo devi insultare. Ho detto, ma questo è, quindi dal primo momento io ho saputo interpretare le sue azioni, perché avevo capito prima ancora degli altri che avrebbe preso la società sportiva Calcio Napoli. Come ho detto al primo momento, non mi piace l'acquisto del Bari. E l'ho ripetuto sempre. Lo stavo quasi per dire a chiusura del tuo intervento, proprio perché a questo punto noi lasciamo lì il dubbio. Potrebbe essere che sta fiutando la fine dell'affare Napoli e ne vuole creare un altro e che quindi lascia andare. Lasciamo questo. Ti dico la verità, Valerio. Se c'erano, ci sono stati più di momenti per vendere il Napoli, ma c'è stato un momento dove legalmente era anche possibile, che è stato dopo la sottoscrizione della convenzione col comune per l'utilizzo durante la settimana, solo in occasione delle partite di calcio, dello stadio San Paolo, ex San Paolo adesso Maradona. Perché prima sarebbe stato tecnicamente e giuridicamente molto complesso vendere la società sportiva Calcio Napoli. E noi avremmo potuto vendere, non è né una mia speranza né un auspicio, per dire, dopo il primo anno di Ancelotti, con una squadra che comunque aveva fatto secondo posto 79 punti, andate a controllare se Guido si ricorda bene, però mi ricordo che andammo sotto gli 80, era 79, 44 nel girone di andata e 35 nel girone di ritorno, quando partimmo a Amsic, controllate, fidatevi della mia memoria, però controllate. In quel momento avevi Re Carlo, una squadra comunque seconda, con un buon parco giocatori, considera con una squadra che sappiamo aveva poco più di 109, poi sono diventate 121, 125, 129 milioni di euro a riserva accantonata indivisibile, che non significa gente volgare che chiama trasmissioni che lui con quei soldi ci finanzia i film, ci paga le cene, volgarità inutile che non volgarità inutile che nel canale di Valerio non esiste, l'abbiamo eliminata da tempo. Ok, perfetto. Ed era un momento strategicamente idoneo e anche giuridicamente adatto. Non si è presentato nessuno. Domaniamoci perché in Italia solo determinate figure oscure hanno comprato solo quelle società lì.
Adesso è un po' più difficile. Tra l'altro avevi una squadra che si era riqualificata in Champions. Ho detto, io penso, se vuoi la strategia, che lui gli sta benissimo avere una società media, perché comunque gli costa poco, comunque fattura quello che fattura, però ti ho detto, per me non sarà facilissimo per lui, quello è il vero portare il Bari in A, perché quest'anno ci deve andare per forza in B, ha fatto la squadra per vincere il campionato e essere primo, ma il campionato di B è un bellissimo campionato, un campionato tosto, dove ci sono società che ci mettono anche degli anni, vedi il Lecce, no? Che è una bellissima società, che non so se quest'anno ci riesce. C'è il Monza di Berlusconi, lui è vecchiotto, però c'è il fratello, è una squadra che può spendere bei soldi, quindi tornare in A subito per il Bari non sarà veloce e facile come il Napoli. Andò in B, andò subito in A, non ha fatto 2 o 3 anni di B. È vero. No, ma il Bari quest'anno non è che deve andarci per forza, ha fatto la squadra per andare senza passare per i playoff, sarebbe una scoppola se non va. Però vincere è sempre difficile, quindi quando avrà vinto il campionato di Bari faremo i complimenti, perché vincere non è mai scontato, non è l'unica cosa che conta, non è mai scontato nella vita. Però il campionato di B è tosto. Virgilio ti chiede: buonasera signor Guido Gentile, è sempre un piacere ascoltarlo. Mi permette una domanda: lei come prevede l'evoluzione del calcio italiano nel prossimo futuro? Perderà ancora più terreno? Ti ricordo, Guido, che Virgilio sta in Germania. Sì, mi ricordo che una volta gli ho già chiesto scusa, sbagliò un termine, in realtà poi parla benissimo, scrive benissimo, io poi ho una buona memoria, ricordo anche le gaffe che faccio, e ancora gli chiedo scusa per quell'episodio. Io ti dico le dico una cosa, signor Virgilio. Quando qualcosa non va bene, bisogna fare 2 cose semplici: cambiare le persone che hanno creato quel sistema e scrivere regole nuove in modo tale che non si crei di nuovo quel sistema. Quindi io posso dire che le cose possono andare bene non perché sono il divino Telma, né perché lo spero, se si verificano queste condizioni. Ok, signori, dirigenti nuovi, smart, capaci, a me non interessa come quando dicono il presidente che deve amare la squadra, a me interessa che una persona sappia fare bene il suo lavoro. Poi puoi anche non amare il calcio, ti piace il cricket, ma che me ne frega, è importante che sia un dirigente capace, ma che si iscrivano le regole, e qua non so, le regole per i bilanci, le regole per tutto dell'AIA. Se non si fanno queste cose, sono sempre armi di distrazione di massa, che può sembrare che in un piccolo periodo, qualche mese, vedete l'europeo, però poi nel lungo periodo di nuovo si affossa. Questo lungo, intanto vediamo a marzo che facciamo con i mondiali. Quindi molto semplicemente queste 2 cose: dirigenza di alto livello, preparata, non necessariamente nel mondo del calcio, ma preparata, regole, queste non hanno funzionato, lo sappiamo, non abbiamo nessun dubbio su questo, e devono essere regole organiche e trasparenti, punto. Tutto il resto folklore, ma è folklore sugli spalti. Fare tesoro degli errori e non ripeterli. Allora, nel ringraziare, allora ci sono tanti begli spunti, Guido. Io direi di andare avanti un altro quarto d'ora, se tu ci sei. Come vuoi, basta Così non annoiare tutte queste care persone. No, ma questi sono sicuro che rimarrebbero a lungo, io però ovviamente ho la serata davanti. Questo discorso del Bari riecheggia a questo punto, perché se poi Bari andrà in Serie A, quale cederà tra i due? Vittorio dice: speriamo si vende il Napoli e rimane col Bari, anche se sono un estimatore di De Laurentiis, ma alle volte parla a vanvera e spesso peggiora le cose. Però a questi due, cosa del Bari, sì, a questi 2 amici bellini sono il risultato del martellamento della stampa, dei colleghi. Allora, io penso che Valerio, glielo auguro nella vita, anche abbastanza presto, se lo comprerebbe domani il Napoli. Però non credo che De Laurentiis glielo venderebbe. Non perché Valerio è antipatico o non è preparato, perché a meno che non ci tiene nascosto qualche centinaia di milioni di dollari, a parte le battute, telecamere, te ne manca uno prima di fare 250, non lo sapevo. Voi state facendo l'errore quale tu devi vedere chi, non quale, non è una scelta sua solo. C'è una frase bellissima
che mi è rimasta quando ero piccolino, una puntata di Casa Keaton, che in inglese si chiama da te Family Ties, con Michael J. Fox. Family Ties, of course, bellissimo. La sorellina piccola cazzea Michael J. Fox, Alex P. Keaton, con la P in mezzo, che era un disastro con le donne, fa: Alex, io lo vedevo in inglese, communication a two-way streets. Mm-hmm. Sono strade a due sensi, diremmo noi, no? Ecco, la vendita è a two-way street. C'è un venditore e un compratore. Quindi non si presenta nessuno per il Napoli, lui lo vuole vendere, ci presentiamo io e Valerio, 10 euro a testa, non credo ci facciamo nulla. Si presenta, allora da un certo punto di vista il Bari è meno impegnativo, però di nuovo farei un errore di presunzione. È ovvio che il Bari è una società che puoi vendere, che voglio dire, 50 milioni di euro, quindi c'è più mercato. Però è anche vero che determinati grandi imprenditori non sarebbero interessati al Bari, ma sempre alla Juve, all'Inter, al Milan. Cioè, quindi... Bravo Guido, ricordiamo questa cosa agli amici bellini. Per esempio, certi imprenditori americani hanno preso lo Spezia. Realtà piccola, gestibile, faranno delle loro valutazioni, sapevano che lì un gioiello magari di sistema sportivo, di centro sportivo, e lì possono costruire, e magari un domani imprenditori similari a questi potrebbero essere più interessati al Bari che non al Napoli, dove è più complicato, è più pesante da gestire, non hanno strutture, eccetera, eccetera. Quindi è giusto quello che ci dici e che ci fai riflettere. Non è detto che il KDL può scegliere, vado avanti col Bari perché è più facile. Ti serve l'acquirente. Se arriva il Bari in Serie A e ci stanno più offerte per il Bari perché magari è una realtà più snella, più facile, l'ADL a quel punto sceglie. Poi dovete mettere un altro elemento nel parametro dell'equazione, che è un parametro economico, macroeconomico di ambiente. Non necessariamente, vedete il Paris Saint-Germain, no? Non necessariamente quando fai un'operazione del genere è un'operazione esclusivamente calcistica sportiva, può essere un'operazione di investimento che ti serve per aumentare altri investimenti o per arrivare a aggredire altri mercati, no? E quindi, detto, io entro in una realtà che ha tutto un tessuto economico, sociale, ambientale, di non mancanza tipo di criminalità, eccetera, che mi garantisce di recuperare questo tipo di investimento e accelerare in 20 anni e non in 50. Perché poi i calcoli si fanno in 20 anni, da 20 in su, no? Esatto, no, ho detto. E quindi ci sono dei parametri che non è che ti vengono a dire a te, Valerio, ma che studiano. È la stessa cosa che io voglio mettere a multisala. Sì, quanto è bello il cinema, ma tu ti vai a studiare i dati di quanti spettatori si fa in quella zona, se nel raggio di 50 km c'è niente. Ho detto, allora io mi prendo tutta quella zona, quel territorio, perché è scoperta, la metto lì e non è che la gente investe i milioni così perché siamo in Napoli, perché in Napoli, ma nell'equazione ci sta X, Y, Z, ci sono tanti parametri e noi tendiamo a vedere, perché c'è una narrazione solo sportiva, ed è sbagliato, perché secondo me oggi un giornalista sportivo deve essere un giornalista economico, sportivo, con anche, diciamo, una buona infarinatura media alta culturale, non perché il calcio è cultura, ma perché ti aiuta a vedere meglio le cose e anche a raccontare e alzare il livello, quella cosa che manca, dal mio modesto avviso. E quindi secondo me è sbagliato innamorarsi di quest'idea. Siccome noi siamo in Napoli, abbiamo vinto 2 scudetti, una Coppa UEFA, il Barelli, no, tu devi vedere, per esempio, Bari, se volesse abbattere il San Nicola e ricostruirlo, ha una situazione puramente logistica molto più facile, che creerebbe maggiore velocità nella ricostruzione dello stadio utilizzando parte dello stadio. Il San Paolo si trova, Maradona, io non lo chiamo, voglio chiamare, sapete, Maradona si trova in una situazione di congestionamento totale a fuorigrotta, che tu non puoi fare questa cosa qui.
cioè lo devi abbattere e rifare e ci metteresti più tempo, paradossalmente. Cioè, se tu te ne vai a giocare 3 anni in Avellino, in 3 anni lo rifai. Se vuoi fare le cose a metà, no, perché proprio non potresti. Vedete, sono cose che non vi dicono i giornalisti, non potresti utilizzare le ruspe, perché se devi utilizzare il campo non puoi fare determinati lavori. Però queste cose non interessano a nessuno, quindi se il San Paolo si ricostruisce, se tu lo abbatti lo ricostruisci o no, perché non c'è proprio lo spazio interno ed esterno per costruirlo. Il San Nicola sta nel nulla, c'è un grande parcheggio nel vuoto, quindi è più veloce. Non è questo un elemento, però per dire, ragazzi, ci sono infiniti parametri e non usiamo il Napoli. Questa domanda è importante, Valerio, che permette di fugare un luogo comune, una sciocchezza, una cretinata, una fake news. Cioè. Leggila. Ma lo stadio è in vendita? Allora, il comune ha segnalato una serie di cespiti, come si fa in tutti i comuni, tra l'altro, perché i comuni hanno una marea di proprietà a volte anche inutilizzate, come case in affitto, pezzi di spiaggia, magazzini, pure in altre città. Cioè, io ho fatto una volta mio padre uno studio che trovò che il comune, la città dove risiede, aveva 4.290 proprietà, alcune in province lontane, e non fruttavano soldi, poi case affittate a prezzi ridicoli, amici, insomma, però si fa questo per una valutazione. Quindi, prima cosa, lo stadio andrebbe valutato e ci sono degli organi preposti. Poi questa valutazione deve essere vidimata da altri organi preposti. Non è che il San Paolo è in vendita, domani te lo vendo 10 euro, non è così. Tant'è vero che De Laurentiis si diceva sempre me lo dovesse regalare 1 euro, non funziona così. Perché se il comune avesse dato 1 euro a De Laurentiis, immediatamente sarebbe intervenuta giustamente la Procura della Repubblica per chiedere spiegazioni alla Corte dei Conti, detto bello, tu come hai valutato 1 euro questo bene della. Quindi innanzitutto dovrà essere valutato, dovrà essere approvata la valutazione giudicata congrua, poi effettivamente si potrebbe mettere sul mercato, effettivamente ci potrebbe essere o meno un acquirente che ritiene giusta, equa la cifra che è stata stabilita dagli organi preposti. Quindi parliamo di area fritta. Cioè il comune sta facendo una valutazione dei suoi beni e giustamente, anche perché un comune è quasi predissesto, per avere anche un'idea di quanto è il valore immobiliare di beni eventualmente da poter dismettere. Ma come dire che da domani è in vendita è una semplificazione. Dai, voglio essere un gentiluomo, è una semplificazione. In realtà è una cretinata. Fantastico. Il miglior presidente della storia del Napoli è ADL. Nei 15 anni che è al timone, Guido ti correggerebbe 18, in Serie A, quindi non sono più 18 ovviamente, ma in Serie A sono di meno di 15. Questo è 18, questo è il 18esimo. Totale. No, in Serie A sono 15, diciamo, queste. Nessuno è rimasto lì in alto come noi, giusto Guido? No, siamo rimasti, però vedi, possiamo chiedere a questo gentile signore quanti anni ha? Sì, Paolino poi è anche, lui ci tiene, lui si chiama Paolino, non è un diminutivo di Paolo, lui è Paolino. Va benissimo, non è che lo sminuiamo, perché il primo presidente italiano, Ascarelli, del Napoli, costruì lo stadio col suo nome con soldi suoi, quindi Napoli aveva precursore come società, precursice come società, uno stadio di proprietà, quando non c'è manco l'idea del stadio come società. Purtroppo la guerra, le bombe, le cose, cioè poi il trasferimento al Vomero, uno stadio molto più piccolo, e proprio perché si giocava in uno stadio in condizioni, mio padre se le vedeva quelle partite, cioè, ci fu un Napoli-Juventus dove mio padre stava sull'erba a Borgo Campo perché c'era talmente tanta gente che non si poteva tenere, e si costruì il San Paolo, che doveva essere uno stadio grandissimo, poi fu più grande il progetto. Quindi ci siamo dimenticati del primo presidente del Napoli che costruì con soldi suoi lo stadio di proprietà, quando non c'era ancora il concetto di stadio di proprietà. Quindi parliamo di chi è stato il presidente migliore. Fellaini è stato a lungo e ha vinto lo scudetto dopo 18 anni ininterrotti, diciamo, in Serie A, e poi ne ha vinti, diciamo, 2. E sono valutazioni personali, perché poi bisognerebbe stabilire qual è il parametro, i titoli vinti, i bilanci, e lì andiamo, però non sono confronti omogenei.
perché Fellaino non aveva i diritti TV, non aveva la Champions League. 38, quindi sei abbastanza giovane, sei assolutamente scusato, ti devo dare del tu perché io sono molto più vecchio di te e non puoi conoscere Ascarelli. Manco io l'ho conosciuto, però a me ne racconti di mio padre. Ci sono queste foto di papà giovanissimo in bianco e nero, andavo allo stadio, pure io ho visto Napoli-Juventus sull'erba perché eravamo talmente tanti, quindi io dico che dividiamo il calcio romantico dal calcio sportivo, dal calcio industriale, dal calcio che stiamo vivendo finanziario. Non possiamo sapere Fellaino con i sistemi di oggi che cosa avrebbe potuto fare, nel bene o nel male, però prima una squadra andava in Coppa Campioni, chi vinceva lo scudetto, punto. Adesso la Champions League ho mandato, non so se te l'ho mandato una volta, se no te lo rimando adesso. In una sera parlando con Valerio mi venne questa curiosità, sono andato a vedermi da quando c'è la nuova Champions League quante squadre che l'anno prima, giustamente vincendo lo scudetto, avevano il diritto di andare in Champions League, poi hanno vinto la Champions League. Più della metà delle squadre che hanno vinto la Champions League da quando è la nuova UEFA Champions League, in realtà l'hanno vinta non da campioni del proprio campionato. Pensate quante Champions League, perché la puoi vincere da quarto po'. Il Milan passò dai preliminari quando ha vinto la Champions League, me lo ricordo ancora. Quindi stiamo parlando di epoche diverse. Stefano ci dice la sua, dice: a me ADL a volte piace da morire e a volte non lo sopporto, il motivo Guido li sa, però non è che possiamo parlarne proprio solo male, e c'è da dirlo, è proprio quello che abbiamo fatto oggi, Stefano, esattamente. Guido ha fatto preparato, cavolo, ho detto solo che non è garibaldino, che poi è la verità. Esatto. Forse è arrivato in ritardo il signor Stefano, ma proprio forse qui è stato nobilitato come in nessun'altra parte, perché è stato nobilitato proprio sulle sue qualità vere e non qualunquistiche. Ovviamente Fellaino aveva Lodi, ma è chiaro, è per questo che diventa difficile fare comparazione e stabilire chi è il migliore e chi non è il migliore. E anche avere Lodi significa anche scegliere Lodi e metterlo a fare delle cose, avere l'intuizione che ti serve un Lodi. Non sappiamo se esiste un Lodi oggi da mettere, potrebbe essere un Marotta, se vogliamo fare un paragone con un dirigente moderno. Non ce l'hai, non sappiamo se lo metti. L'ho sempre detto, lo scudetto del Napoli è stato uno scudetto costruito. Costruito non è un termine, come posso dire, non pensate cose strane, amico. No, uno scudetto costruito perché lui si è messo a tavolino, ha detto che serve per vincere lo scudetto, servono queste cose, e il Napoli le aveva tutte, aveva il lusso di avere Maradona, ovvero che cosa serve? Lui disse: non possiamo fare la guerra con i giornali, dobbiamo avere almeno un giornale amico. Quindi i rapporti con la stampa, non tutti per forza pacifici, però anche qualcuno burrascoso, qualcuno pacifico, e un mezzo di informazione importante dalla tua parte. Non possiamo fare la guerra e prenderci gli schiaffi dagli arbitri. Venne eletto nel Consiglio federale. Non posso fare tutto io, nuovo manager, e ci andò a prendere il numero uno, manco uno medio, a Lodi, e c'erano anche collaboratori, Celentano, un giovanissimo Marino, cioè, non possiamo avere rapporti bruscosi con la tifoseria. Allora chi portava gli striscioni aveva i biglietti omaggio per andare prima, perché erano molto grandi quegli striscioni, dovevano andare ore prima a preparare quella cosa bellissima coreografica che noi vedevamo tutti applausi, però non è che sembrava la PlayStation come scendeva considerate che la curva del San Paolo sembra una curva di una pianta ellittica molto più grande di quella di San Siro, quindi sono 120 metri di striscione che e quindi prezzi, abbonamenti, tutte. Poi una squadra che terzino sinistro, sì, non sarà il migliore, però c'è il terzino, c'è il libero, e quindi tutti gli elementi, dalla società alla stampa, alla dirigenza, ai tifosi, alla squadra, in più ti avevi Maradona, e per caso hai vinto lo scudetto? No, te lo sei costruito, cioè non avevi nessun anello di debolezza. Anzi, l'unica recriminazione che noi avremmo dovuto vincere 3-4 scudetti in quei 4 anni, ne abbiamo vinti 2 su 4, quindi abbiamo avuto meno di quello che dovevamo vincere, ma quegli scudetti sono stati programmati. Preciso. ADL ha fatto bene? Sì. Poteva fare meglio strutturando il club? Sì. L'una non esclude l'altra e non si fa lesa maestà. No, la domanda che io vi ho sempre fatto:
e che non viene fatta. Io forse domenica ti faccio un regalo, sto decidendo, poi deciderai tu, io deciderò per me, poi tu deciderai se pillola blu, pillola rossa. Ok. Se Valerio deciderà, potrebbe essere qualcosa di dirompente nel canale, nel mio piccolo. La domanda è: perché De Laurentiis non fa certe cose? Ve l'ha data oggi qui, perché è un imprenditore di un certo tipo e quindi lui non è interessato, ve l'ha detto anche Valerio, ha detto, allora, vi faccio un esempio, scusate, del cinema. Tu hai da un lato, anche se in Italia lo consideravano un cretino, un genio, visionario, un uomo del futuro, George Lucas, e da un lato De Laurentiis. Quindi da un lato una persona che ha visto il cinema del futuro, bello o brutto, da un lato una persona che ha detto ok, me le compro le cose, ok, adesso faccio lo Skywalk Ranch e lì faccio il suono, ed era la punta di diamante del suono, faccio l'Industrial Light and Magic, quindi ho la mia casa di produzione per gli effetti speciali che faccio per me stesso perché non li sanno fare e poi li venderò agli altri, quindi tutti i grandi film di quegli anni, gli anni 80, gli effetti speciali vedevate alla fine del film Industrial Light and Magic, di chi era? Di George Lucas. La Pixar, di chi era? Di George Lucas. No, di Steve Jobs, no, di George Lucas. Lui ha visto il futuro, poi si è divorziato da Marshall Lucas, per pagarsi il divorzio ha venduto la Pixar e Steve Jobs si è preso un prodotto di un uomo che aveva visto il futuro, dell'animazione del futuro. Lui quando disse il cinema in pellicola è vecchio, lo coglionarono in Italia, io ho l'intervista, oggi vai a trovare, a parte i nostalgici, dalla macchina fotografica, il cinema, quello è il classico visionario, cioè di una persona che vede da qui a 30 anni come saranno le cose e prende, ha guadagnato 100 milioni da sta cosa e investe 150 milioni, poi ne guadagnerà un miliardo e poi ha venduto la Lucas LTD alla Disney a 4,5 miliardi di dollari. Cioè un ragazzino figlio di uno che aveva un ferramenta in una città che si chiama Vero, Modesto, non è una battuta di Guido Gentile, cioè George Lucas è nato in una città che si chiama Modesto, una strada con due tipo Far West, ha venduto, partendo da nulla, la sua casa di produzione cinematografica, di effetti speciali di videogiochi, a 4,5 miliardi di dollari. Sapete cosa sta facendo quest'uomo adesso? Il più importante, bello, avveniristico museo privato d'arte moderna al mondo. Altro investimento. Museo. Il E lo sta museo. facendo a Los Angeles e aveva fatto un bando per scegliere quali città e stupidamente San Francisco cioè, De Laurentiis non è questo tipo, però in Italia noi lo descriviamo come visionario, un visionario, un visionario, un visionario. È un imprenditore bravo, sì, onesto, sì, intelligente, sì, preparato, sì, che dice troppo parolacce, sì, questo lo dovrebbe fare, visionario no. I visionari sono James Cameron, sì, George Lucas, sì, non sono, lui è un imprenditore bello, tranquillo, prudente, lì la cosa si affitta, lo stadio si affitta. Torniamo un attimo al campo, in realtà io dovevo finire, me ne devo andare, ma Okay. veramente non interromperei mai. Fabian Ruin, quando ci mette a recuperare una vita, amico mio, qua abbiamo un dubbio di pubalgia che io non... Insomma, se ne sta parlando in giro, potrebbe essere una cosa, un fastidio costante e che quindi non recuperi mai del tutto. Io purtroppo assolutamente, ho ancora un cugino che giocava a pallone molto bene e che per colpa della pubalgia non è mai riuscito a sfondare. Aveva gli occhi addosso di tantissimi procuratori, ma la pubalgia è una cosa che mi diceva proprio, ne ho parlato con lui in questi giorni, è meglio a volte un infortunio tosto e lo superi, è meglio un ginocchio che avere la pubalgia, vero Guido? Sì, è una delle cose, chiaramente non è gravissima, per una vita di tutti i giorni, veramente più delicata, perché puoi avere continui stop, e quindi significa anche non poter mai entrare in forma. Lui quest'anno era in grandissima forma fino all'infortunio. Poi considerate che lui è ancora molto giovane, ha avuto uno sviluppo probabilmente nella sua vita molto sbilanciato, è cresciuto boom di colpa, infatti era più Abbiamo notato addirittura. magrolino quando è arrivato, invece adesso ha le belle masse muscolari delle gambe, però non è equilibrato, non è questo torace poi non è che tutti
giocano in quella società là, in 2 mesi diventano dei Marcantoni. Concedimela questa, vale? Perché ci metti tanto a prendere massa muscolare, ci metti 5 kg all'anno, ma lavorando tanto. Ne abbiamo già affrontato questo discorso, c'è entrato uno in polemica, non mi interessa entrare in polemica. Mi sembra che oggi anche Silvelmere ha citato questo episodio. Vediamo, io non sono né lui né il suo medico, è una brutta tegola perché sono tante partite che ha saltato, non ci sarà Anguissà per la Coppa d'Africa, lo sappiamo, ma a prescindere da quello era il perno nel nostro centrocampo. Su questo non sono né lui né il medico, speriamo di no, perché quella, come ha detto benissimo Valerio, è una cosa molto scocciante. Noi abbiamo avuto Dalla Bona, uno dei primi Napoli Samuele, poi ricordiamo Pato, che pure insomma era un talento incredibile, che tra ginocchia e pubalgia non andò fino in fondo. Domanda: la situazione Insigne potrebbe essere un fattore positivo in chiave marketing, cioè che il trasferimento possa dare più visibilità al Napoli? È stata comunque una cessione che ha fatto rumore. Non credo proprio, anche perché aspettatevi con tutto il rispetto per questa domanda, e comunque tutte le domande devono essere fatte, perché le domande sono potenzialmente interessanti, ti danno sempre lo spunto per parlare d'altro. Innanzitutto aspettiamoci questa conferenza di fuoco velenosa di Pisacane, che non credo che faccia vendere magliette. Non va nel centro, perciò ci teniamo a dire, va a giocare nel Toronto, sai, va a giocare nella squadra che ha vinto, non è Jorginho che vince la Champions League, e che comunque ogni tanto torna a Napoli, parla di Napoli, si manda i messaggi. Oggi Milik ha postato una foto con Pertens, quando io vi ho detto ci sono delle qualità di alcuni giocatori che durante la settimana poi ti trovi in campo, negli allenamenti, nelle partite, che non vengono mai nominati, che non vengo ascoltato, non da voi. Ha postato una storia con Pertens, me la sono persa tra tutte queste stupidate. Lui ha detto: il mio amico che mi ha aiutato fin da subito, quando non conoscevo una parola di italiano, mi è stato vicino, prima ancora degli infortuni, quando siamo tutti bravi. No, te la devi recuperare, perché c'è ecco, vedi, ha fatto notizia l'ironia, il cuore De Laurentiis, non ha fatto notizia invece il messaggio, ma lì c'è tutta una strategia, io te l'avevo detto privatamente, che invece è importante, umano, su quanto è stato importante nell'inserimento di Milik a Napoli. Milik è stato sfortunato, ragazzi, ha rotto 2 crociati in 2 stagioni, poi stava facendo il suo ed era anche giovane, ma non possiamo prendercela, ragazzi. L'unica cosa che a fine esperienza napoletana l'abbiamo visto poco impegnato, questo sì, però anche battuto il rigore decisivo nella finale, e l'ha battuto bene con eleganza e freddezza. Con un piede già a Torino, ricordiamo. Non è Higuain, no, perché quello aveva dei piedi fatati, questo no. Non è un bidone, no, ragazzo, è anche stato sfortunato. E quello che io posso darvi come notizia certa, persona serissima, infatti un'esperienza sua, è passato totalmente dolore, nessun scandalo, polemico, ragazzo d'oro. Chiedi, se dovessi intervistare De Nicola ti dirà queste cose, veramente una forza d'animo tutte e 2 le volte. È stato semplicemente, tra l'altro, nel momento di lancio della sua carriera, ricordate che lui aveva incominciato bene, assegnando col Milan in Coppa, e poi De Nicola è volato a Dubai. Sì, e vi faccio notare, perché questa, ecco, là invece uno dovrebbe dire altro che visionario. Dennis, tu non sei un giocatore a Napoli, la disse Valerio, no, lo disse Guido, lo disse il nostro presidente a lui: trovati una squadra davanti a tutte le telecamere. Ci ha segnato, cioè questo ragazzo gioca a 40 anni in Serie B, German Dennis, pensa che integrità fisica. Milik, diciamo le cose come hanno. Quell'estate De Laurentiis l'ha umiliato, che cercava chiunque, ha fatto di tutto, davano tutti i messaggi, Vandanara, il film, Icardi, che poi Vandanara non ha creduto al progetto Napoli, è andato a prendersi più soldi, però l'unico che difese, dice Milik, il mio attaccante e me, fu Ancelotti, poi ci hanno messo le penne, però chi aveva giudicato un giocatore non da Napoli è stato il nostro presidente. Bisogna dirlo, che lui adesso posti queste cose con evidente sarcasmo,
possiamo dirlo. È paragonabile a un DVB, è un cuore. Però anche è un elegante, perché non è che, tra l'altro non è che dice disgraziato, vabbè. però la gente si è dimenticata di quell'estate, la prima di Ancelotti, quando è stata tutta un'estate. Io non mi ricordo, me lo ricordo invece perché ho buona memoria, non faccio tutta l'estate Milik è stato giudicato un ex giocatore del Napoli, non era buono, Icardi, non Icardi, quell'altro ha già firmato 80 milioni, 90 milioni, eccetera, eccetera. Lui poi è rimasto, però se la sarà legata al dito, lui è stato praticamente oltre che svalutato, screditato dalla nostra stessa società. Chi è che ha detto Caillon e Mertens andate per fare le marchette? Ma anticipate. Chi è che ha detto Albiol queste sono valutazioni che poi il migliore dei 18 anni senza dubbio. Fabio Versatile voleva fare questo tema ovviamente di confronto, questa è una cosa di cui stavamo parlando, non sveliamo subito Fabio perché sennò poi anche le sorprese vengono meno. Facciamo andare via Valerio che altro che il quarto d'ora. Peccato che sono infortunato e vecchietto, perché sennò domani proponevo con un contratto a €0,5 andavo a giocare immediata, così Elmas poteva fare la mezzala, che è lui il suo ruolo dove punta e fa gol, ma sono un rottame. €0,5 credo che non si possa fare gratuito, no? Era solo per giustificare il contratto di una partita. Non è mezzala, è oggetto misterioso, non è carne e né pesce. Chiedo scusa. È un bidone. Con questo io ringrazio Guido Gentile per la sua estrema disponibilità e capacità, oltre che preparazione. Grazie mille Guido, e passate da Guido Gentile piano sequenza perché ci sono altri contenuti imperdibili. Sì, vi divertirete, poi avete voluto, adesso è pane per i vostri denti, casomai di questi 11 più 5, 6 segnalazioni non è quello che qualcuno si aspettava, però se vi ascoltate, lasciando andare via, c'è una ragione emozionale su ogni scelta, perché, e vi saluto con questa frase, anche Guido, Valerio, non è un robot, tutt'altro, ma un cuore che pulsa. Guido Gentile. Però ho meno minuti di Lorenzo, ma 14 partite di arbitraggio in meno rispetto. Domani ce ne sarà un altro. Sozza. Ma guarda, quasi quasi mo mi iscrivo, faccio l'arbitro, ma per lo sfizio. 8 partite lo raggiungi. Buonanotte a tutte le amiche, gli amici bellini, i passanti e le ASL di tutta Italia. Ci servite. Un abbraccio gigante, Guido Gentile. Ragazzi miei, io veramente stai ancora tutta la notte con voi, ringrazio ancora infinitamente Vittorio Penzo, Spina, JJ, Di Lorenzo, Gulam, Zanoli con un cambio, due giovani, Di Lorenzo 9.000 minuti, arriverà a 6.000 e non è un numero, l'esagerazione, no, 6.000. Non sono cristiano ma vi faccio la croce, grande Vittorio. Un abbraccio generale ragazzi a tutti, tenete duro, non sappiamo ancora se Zielinski, Lobotka e Rrahmani andranno in campo in mascherina, siamo veramente alla frutta, domani potrebbe essere tutto live, potremmo andare tutto live, potrebbe uscire la reaction e poi andiamo live, potrebbero succedere cose così, voi dovete semplicemente essere tuned. Polli ve lo dice, vi dà la buonanotte, grazie per aver partecipato, grazie a tutti i like, se ne avete quelli là finali li potete lasciare, io nel frattempo però, mentre dico questa cosa devo prepararmi con la sigla perché sennò non funziona, lasciamo i fuochi d'artificio. Un abbraccio a tutti, grazie a tutti, state safe, Bobotta e così, non ti preoccupare Stefano, sarà mia premura farmi sapere con un messaggio qual è il tuo nome su Telegram, il tuo username Telegram, io sono sempre Valerio Fluido e vi abbraccio forte, via, queste cose così, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net.
le magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh, comunque